Buonasera a tutte e a tutti. Siamo in diretta questa volta dall'Università di Udine con molti colleghi di molti atenei ed è davvero un piacere introdurre in questa sede il professor Boscati dall'Università di Milano, il professor Casale e il professor Mainardi dall'Università di Bologna, il professor Riccobono dall'Università di Palermo e, non ultimo, il professor Mastino dall'Università di Cagliari. Con grande piacere cedo subito la parola al professor Boscati che ci racconta di che cosa parliamo in questo clip. Grazie, buon pomeriggio. Con grande piacere che con gli amici bolognesi, palermitani e cagliaritani parlare di un tema, la mobilità, che è sicuramente uno dei temi di maggiore interesse, uno dei temi, vedremo, di maggiore contenzioso, un tema che è stato recentemente modificato dal decreto 80 che vedremo, ci dicono i nostri amici, si è semplificato o complicato il panorama, lo scenario. Una mobilità che non è soltanto una mobilità da ente a ente, ma una mobilità che assume rilievo anche in un tema che per la verità ha scarsa effettività pratica, che è quello della mobilità collettiva, un aspetto che segna l'esistenza di molte amministrazioni, che si lega sicuramente a quelle che sono le problematiche della programmazione dei fabbisogni del personale. Credo che tutti voi abbiate visto in relazione a questi profili quello che recentemente ha detto il Consiglio di Stato sul PIAO, sul giudizio non proprio positivo su questo nuovo strumento, rispetto al quale anche la mobilità avrebbe dovuto nell'intenzione di assumere un ruolo importante. Io veramente credo di avere molto poco da aggiungere, perché voglio ascoltare i miei amici di che cosa ci racconteranno, ci diranno questo pomeriggio, in relazione a un tema che, ripeto, è un tema centrale, che ha molteplici profili di interesse sul piano della fattispecie, sul piano procedimentale e anche sul piano contenzioso, in relazione a quello che io posso chiedere al giudice, a quello che il giudice può fare, e anche quello che è la tematica relativa all'effettività dell'attuazione delle norme e delle pronunce, con anche spunti di carattere gestionale, in relazione al capire quali possono essere misure alternative rispetto alla mobilità, laddove in alcuni casi, mi riferisco soprattutto dove il nulla osta è ancora richiesto, cioè sanità e comuni sotto 200 dipendenti, le misure che possono essere adottate laddove ci siano ragioni oggettive che in qualche misura rendono difficoltosa la mobilità. Veramente mi fermo, perché magari riprendo alla fine se c'è un attimo di tempo, e con enorme piacere cedo la parola al professore Casale per coordinare i lavori della sessione pomeridiana. Grazie Davide, a te la parola. E ringrazio molto il professor Boscati e ringrazio molto la professoressa Zilli per il coordinamento e l'alta regia di questa serie di eventi scientifici, perché il mio merito da Bologna è praticamente nullo con l'organizzazione che c'è da Milano e da Udine. Saluto gli amici e colleghi già menzionati e non voglio rubare spazio alle relazioni che seguiranno. Due parole sul tema, ma solo per mettere sul tavolo spunti, nulla più. E il tema della mobilità evidentemente è un tema importante sul piano dell'organizzazione, importante sul piano proprio del quesito di fondo: quale pubblica amministrazione vogliamo avere, o meglio, quale pubblica amministrazione il legislatore vuole avere, perché da questo punto di vista la pluralità di soggetti coinvolti e le rispettive posizioni di consenso o non consenso, parliamo ovviamente dell'amministrazione di provenienza, dell'amministrazione di destinazione e del lavoratore singolo o dei lavoratori collettivamente interessati, sono tutti elementi che scompongono la fattispecie, quella di cui è l'articolo 30, in una realtà di fattispecie plurali, un vero e proprio prisma che moltiplica non solo i commi, ma anche
le singole porzioni all'interno dei commi in distinte problematicità e fattispecie che si inseguono in una sequenza normativa che è già stata accennata da parte del professor Boscati, che è giunta fino a veramente gli ultimi mesi, non solo il decreto della primavera scorsa come convertito, ma anche il decreto di quest'autunno come convertito quest'inverno. Veramente viene da domandarsi anche se sul piano delle fonti lo strumento del decreto legge sia lo strumento appropriato per intervenire su una materia di alta tecnicalità e con un'esigenza di stabilità della normativa che contrasta con quello che, anche solo stampando il testo di legge con le 2 pagine di fitte nota a piedi pagina sulle modifiche che lo hanno interessato, contraddice. In questo senso già gli elementi normativi creano problematicità e ci si aggiunge anche tutto quello che è il contesto, e mi riferisco alle operazioni straordinarie per l'attuale piano che coinvolge tutte le pubbliche amministrazioni con enormi risorse, con enormi potenzialità, che creano un'esigenza o perlomeno l'idea da parte del legislatore di sospendere alcune delle prudenti norme che a regime sono e dovrebbero restare vigenti, quindi una pluralità di fattispecie ordinarie a cui si aggiungono eccezioni, deroghe e discipline speciali anche per singoli enti, Presidenza del Consiglio, Ministero degli Affari Esteri, oltre che fattispecie speciali sulla base di singole vicende. Non credo ci sarà il tempo di interessarci in questo pomeriggio anche di quei commi che riguardano la violenza di genere o altre appunto situazioni del tutto speciali, che però sono contenute nello stesso articolo. Quindi veramente un congegno normativo complesso che si inserisce in un quadro ancora più complesso, e in questa situazione quello che può fare l'interprete è porre domande più che dare risposte. Io temo, perlomeno a distanza di veramente poche settimane dall'ultima versione dei testi normativi, perché nella misura in cui ci concentriamo anche soltanto sulla fattispecie principale o sulle principali, pensiamo alla mobilità appunto volontaria, che è quella che più interessa e che più genera contenzioso, anche perché ha più esperienza applicativa nelle amministrazioni, se si comincia a parlare di situazioni con scoperture che sforano il 20%, se si comincia a parlare di situazioni con mansioni infungibili senza nemmeno da parte del legislatore, per quanto mi risulta, perlomeno sinora, aver chiarito cosa si intende esattamente e soprattutto quale fonte deve identificare quali sono le mansioni fungibili, perché nella misura in cui serve un atto previo e generale, siamo di fronte a un'esigenza veramente urgente di intervenire. Se si tratta di invece singole decisioni di singole amministrazioni ove richieste da singole domande dei lavoratori interessati, siamo di fronte a tutt'altra fattispecie. Già questo mi pare un interrogativo macroscopico, e tutto questo è una disciplina che assume crescente importanza sul piano pratico, anche perché con un fattore extra normativo, ma molto importante, ossia la tecnologia. Abbiamo veramente la possibilità che le informazioni sulle posizioni scoperte, sui bandi, circolino alla velocità appunto della luce tramite internet, in una maniera tale che genera un'esigenza, una pressione sulle amministrazioni ogni volta che si apre un bando, o perlomeno quando si tratta di località o amministrazioni più interessanti, che amplia di molto i pretendenti, aumenta di molto quindi la possibilità di contenzioso e crea interrogativi e contenzioso proprio su aspetti relativi anche all'amministrazione ricevente. Se in certe fasi ci si è concentrati di più sull'amministrazione di provenienza, consenso o non consenso, in una fase in cui anche i bandi di mobilità possono talora rischiare di risultare come veri e propri
concorsi come numeri per persone pretendenti, si pone un problema di discrezionalità, di filtri, di criteri, e sono problemi di non poco momento anche questi. Questo solo per mettere sul tavolo, dicevo, gli spunti principali, ma ce ne sarebbero molti altri, perché seppur forse quantitativamente meno rilevante, l'esperimento su cui qualche anno fa il legislatore puntava molto, quello della mobilità come requisito preliminare all'apertura di concorsi pubblici, pare essere qualche cosa che il legislatore non considera più così importante, perlomeno in questa fase. In una situazione in cui si può bandire, perlomeno a certe condizioni, trascurando quel requisito preliminare che in realtà neanche tanti anni fa era stato scolpito nella norma, cioè aprire alla mobilità e alla mobilità seria, non per modo di dire, sembrava, venendo meno, almeno in parte, in via transitoria, questo requisito, siamo di fronte a un altro grande interrogativo, cioè quello delle fasi che l'amministrazione attraversa, anche in termini di fisarmonica che si allarga e che si stringe in brevi lassi di tempo, pochi anni, allargando moltissimo le possibilità di accesso dall'esterno e restringendole. Generazioni di giovani laureati, anche in giurisprudenza, hanno possibilità di accedere ai ranghi pubblici per un torno di tempo di qualche anno, e poi dopo pochi anni, dopo una esagerazione in un senso, si arriva magari a una restrizione, a un'esagerazione in senso opposto. Quindi veramente un fattore, quello della mobilità, non accidentale, secondario, ma veramente centrale. Centrale sull'interrogativo che dicevo, cioè quale amministrazione vogliamo e diciamo in quale contesto, perché dopo questa fase così in cui taluno critica si sta forse rischiando di largheggiare per via dei finanziamenti che ci sono, bisogna anche pensare alla fase prossima di restrizione e comunque al contesto financo, allargando il discorso al massimo livello possibile dell'equilibrio di bilancio e delle possibilità che le amministrazioni avranno negli anni futuri, poi dopo questa fase in corso, di reclutare, fare effettiva programmazione del personale per le esigenze vere e poterle coprire. Ma non mi allargo troppo e vorrei lasciare subito la parola al professor Mainardi, che in realtà un po' implicitamente è stato evocato in questa mia, diciamo, introduzione iniziale, e penso ai contributi di qualche tempo fa in cui il professore stesso prefigurava l'idea di una amministrazione pubblica come unico grande datore di lavoro, a prescindere dai singoli veri datori di lavoro, cioè i singoli enti pubblici. Quella logica, come dire, che un pochettino in via quasi di premonizione nei primi periodi post privatizzazione del pubblico impiego degli anni 90 il professor Mainardi ravvisava allora, mi sembra che si sia veramente verificata in questo contesto così normato pesantemente e in maniera accentrata. Quell'idea di allora sembra diventata concreta nella normativa, ma la mia è solo una domanda che rivolgerei appunto al professor Mainardi. Allora, anzitutto, quale anziano di questa sessione, anche per quello che ha appena raccontato Davide, vi volevo ringraziare molto e soprattutto complimentarmi per l'iniziativa che parte da il volume curato da Alessandro Boscati, che ha coinvolto moltissime persone di moltissime università, e da quel volume si è partiti per organizzare questo ciclo seminariale, che mi è sembrata un'ottima idea, anche portare a frutto un lavoro collettivo che certamente meritava poi di incontrare anche altre occasioni di riunione scientifica. Sono stato chiamato come anziano perché vorrei partire dall'occasione, e cioè una riunione che si tenne nella prima parte del 1993 presso lo studio del professor Carinci, quello vecchio in Piazza dei Tribunali, organizzato da
Silvana Sciarra e Andrea Orsi Battaglini per il primo commento alla legge delega 421/92, ma poi al decreto 29/93 che è apparso sul giornale di diritto del lavoro e delle relazioni industriali. C'era un gruppo di studiosi, vecchi e giovani, e Michele Miscione e il sottoscritto fummo scelti per occuparci di procedure di mobilità. Io, appena laureato, col compito probabilmente di raccogliere i materiali. Michele invece credo sia stato scelto per due ragioni. Una di sostanza, e cioè Michele Miscione è a tutti conosciuto come persona di straordinaria e sterminata conoscenza anche di vicende normative e giurisprudenziali per lo più ignote alla maggioranza degli studiosi. Non solo quelli del diritto del lavoro in questa occasione, ma anche agli studiosi del diritto amministrativo. Ci accorgemmo subito che di mobilità avevano scritto all'epoca pochissimi amministrativisti. La seconda ragione per cui Michele fu scelto fu sicuramente di carattere iconografico, almeno nel senso della iconografia della privatizzazione. Cioè, in quei giorni Michele stava dando alle stampe il suo volume sulla indennità di mobilità, dedicato alla legge 223 del 1991, e quindi questa assonanza nominale della mobilità portò probabilmente a scegliere Michele Miscione per occuparsi degli stessi istituti anche nell'ambito delle pubbliche amministrazioni. E quindi sicuramente si può partire da qui. Io dirò veramente poche cose, lasciando poi ai colleghi il compito di addentrarsi nei singoli istituti, perché fin dal primo momento ci accorgemmo, ed è una sensazione che ovviamente ci percorre ancora dopo 20 anni di esperienza, anzi molto più di 20 anni di esperienza, e cioè quella di una non predicabile assimilazione degli istituti della mobilità del settore pubblico alle discipline del lavoro privato. La distanza resta profonda, probabilmente incolmabile, sia dal punto di vista della funzione degli istituti che poi dal punto di vista della regolamentazione, che, come diceva Davide Casale, è stata alluvionale. I legislatori non hanno mai mancato, in tutte le stagioni delle riforme che abbiamo conosciuto, di occuparsi di mobilità, fra l'altro, come dirò, con obiettivi particolarmente centrali e importanti. E questa impossibilità di ricondurre a unità la disciplina della mobilità del settore pubblico e quella del settore privato, operazione riuscita per alcuni istituti del lavoro pubblico privatizzato, anche se ci siamo più volte soffermati sulla differenza regolativa che per tanti motivi caratterizza le discipline. Insomma, questa distanza è anzitutto dovuta al carattere polisenso del termine mobilità nel settore pubblico. Accennava Alessandro, si va dai temi di carattere più squisitamente organizzativi, anzi macro-organizzativi, quindi la provvista di personale, l'adeguata distribuzione delle risorse umane all'interno delle amministrazioni, il che ovviamente comporta anche il tema dell'eccedenza e quindi del dimensionamento delle amministrazioni in relazione ai fabbisogni. Si parla di mobilità interna alle amministrazioni attraverso trasferimenti di personale volontari e non volontari. Si parla della cessione del contratto ad altre amministrazioni attraverso l'istituto del passaggio diretto, comunque regolato da procedure che sono nominate procedure di mobilità. Si parla della ricollocazione del personale in esubero laddove appunto dichiarato eccedente dalle amministrazioni. È mobilità, o comunque viene trattata nell'ambito della mobilità, sicuramente nello stesso capo del decreto 165, il passaggio di personale verso altre amministrazioni, verso società pubbliche, verso società private, per effetto di trasferimento di attività e di funzioni.
ma poi è mobilità anche il comando, il distacco, l'assegnazione temporanea. Sono istituti che sono stati trattati con una certa leggerezza regolativa dal legislatore della privatizzazione, ma che trovano una regolamentazione non solo nelle leggi nazionali, ma anche in molte leggi regionali, soprattutto per alcuni settori. Enrico se ne è occupato di recente, questo naturalmente complica il quadro regolativo. Poi c'è la mobilità temporanea di dirigenti e di dipendenti tra pubblico e privato attraverso convenzioni di assegnazione temporanea, e poi c'è la mobilità di dipendenti verso altre amministrazioni estere. Quindi quando noi parliamo di mobilità nel pubblico impiego ci riferiamo in realtà ad un grande contenitore che però al suo interno compone tutta una serie di istituti che hanno davvero funzioni molto diverse. Ecco, forse il tratto comune è quello dello spostamento del dipendente o di contingenti di dipendenti verso lo stesso, verso altri datori di lavoro, con meccanismi che spaziano dall'organizzazione macro, il reclutamento e la distribuzione del personale, alle più micro vicende di svolgimento del rapporto di lavoro, appunto rispondendo a finalità diverse. Forse proprio per questo motivo la mobilità è stata collocata fin da subito in una zona grigia che sta a cavallo tra organizzazione e gestione del rapporto di lavoro. Così è anche la collocazione di questi istituti nell'ambito del decreto 165 del 2001, e questo non poteva che contaminare l'assetto delle fonti e anche della giurisdizione sulle questioni della mobilità. Ora, sulla giurisdizione, soprattutto lavorando sull'atto finale che tocca il rapporto di lavoro del dipendente anche attraverso l'utilizzo di schemi, di modelli privatistici, quale appunto la cessione del contratto, credo che i colleghi cercheranno poi di vedere se con l'ultima legislazione, in particolare col decreto 80, si possa ancora parlare di cessione del contratto. Forse il tema della giurisdizione è stato in qualche modo risolto a favore della giurisdizione del giudice del lavoro. Invece sul piano delle fonti noi abbiamo un decreto 165 del 2001 che all'articolo 40 continua a spiegarci che sì, la contrattazione collettiva si può occupare della mobilità, senza specificare di quale tra le varie tipologie di mobilità si tratti, ma solo nei limiti identificati, individuati da parte del legislatore. Quindi è una contrattazione collettiva su aspetti del rapporto di lavoro vincolata ai limiti, ai criteri, alle indicazioni fornite, ripeto, in modo assai stratificato, da parte del legislatore. E questo naturalmente ha condizionato l'intervento della contrattazione collettiva di comparto, la quale invece dovrebbe svolgere, a mio parere, un ruolo tutt'altro che marginale nella regolamentazione, incentivando i processi sotto il profilo della garanzia economica, della protezione dei dipendenti nel trasferimento. Il concetto di amministrazione come unico grande datore di lavoro era pensato appunto immaginando spostamenti non di un lavoratore, ma di contingenti di lavoratori all'interno del sistema della pubblica amministrazione, ma ovviamente con le adeguate protezioni dal punto di vista dell'impatto che queste movimentazioni di personale potevano e possono avere sulla persona lavoratore. E poi c'è il grande tema della formazione, che certamente il legislatore indica, ma che la contrattazione collettiva può e deve sviluppare. E poi certamente la contrattazione collettiva, avendo competenza integrale e, come abbiamo visto, anche di interesse per l'ultimo legislatore in materia di inquadramenti, ecco, la materia degli inquadramenti ha un riflesso ovviamente sulla mobilità,
l'inquadramento non è pensato per adeguare il movimento del personale da un comparto all'altro, da un'amministrazione all'altra. Su questo, su mandato del legislatore, hanno lavorato le arcinote tabelle di equiparazione tra gli inquadramenti di personale forniti dalla contrattazione collettiva. Queste tabelle naturalmente vengono composte sulla base di una strisciante negoziazione con le organizzazioni sindacali, ma a mio parere non hanno mai fornito dati soddisfacenti in un momento delicato, che è appunto quella del riconoscimento dei requisiti professionali che occorrono per poter svolgere il passaggio ad altra amministrazione, assumendo a volte anche trattamenti contrattuali diversi da quelli di partenza e di appartenenza. Nonostante tutte queste difficoltà e incoerenze di sistema, però, come si diceva, certamente il legislatore nelle diverse declinazioni della mobilità di cui si occuperanno i nostri relatori ha investito molto sulla mobilità, chiamata a realizzare almeno 2 degli obiettivi che l'articolo 1 del decreto 165 indica come finalità dell'intervento legislativo fin dal primo momento. Il primo è di sicuro quello della razionalizzazione del costo del lavoro pubblico, contenendo la spesa complessiva per il personale, e quindi è vero, il legislatore ha avuto un approccio altalenante al tema, come diceva Davide, però insomma, questo rapporto fra mobilità e concorsi in termini di precedenza dell'una rispetto agli altri è un tema sicuramente di carattere centrale, anzitutto dal punto di vista dell'economia, delle risorse destinate al personale pubblico. E il secondo tema, sicuramente più complesso, è quello dell'obiettivo della migliore utilizzazione delle risorse umane, dice il decreto, assicurando la formazione, lo sviluppo professionale dei dipendenti e applicando condizioni uniformi rispetto a quelle del lavoro privato. Quindi la missione del legislatore attraverso la mobilità è una missione che comporta a tutto tondo il rapporto di lavoro, ma anche la professionalità del lavoratore pubblico. Poi sappiamo che questi propositi trovano esplicazione programmatica nell'articolo 6 del decreto 165, per il quale nell'ambito del piano triennale per i fabbisogni di personale le amministrazioni curano l'ottimale distribuzione delle risorse umane attraverso la coordinata attuazione dei processi di mobilità e di reclutamento del personale, così significando ancora una volta l'assoluta centralità della mobilità nell'organizzazione delle amministrazioni, addirittura quale fattore strategico in vista del raggiungimento della massima efficacia dell'azione amministrativa. È chiaro che questo riferimento del legislatore anche in termini di efficienza non è solo, potremmo dire, riferito alla mobilità in entrata, o meglio per la copertura di posti vacanti, anche se appunto il rapporto di precedenza a cui si faceva riferimento è stato per il momento sterilizzato, ma è anche con riguardo alla rilevazione e alla gestione delle eccedenze di personale. Avete mai sentito parlare voi di casi di eccedenze di personale nella pubblica amministrazione? Avete mai incontrato sentenze che parlassero di collocamento in disponibilità del dipendente pubblico per eccedenza di personale? Avete mai trovato o incontrato qualche dipendente che addirittura si è visto cessare il rapporto di lavoro per effetto della scadenza del periodo di disponibilità? Abbiamo studiato per anni istituti che non hanno una concreta riproduzione nella realtà. E questo naturalmente è un tema importante, perché forse non ci saranno eccedenze di personale così significative
come avviene per il settore privato, ma certamente le amministrazioni hanno bisogno di dimensionare l'amministrazione in relazione ai carichi di lavoro, alle funzioni svolte, anche alle contingenze storiche, ai periodi e agli impegni delle rispettive amministrazioni. Pensiamo solo alle amministrazioni sanitarie in questi 2 anni di straordinario impegno, di straordinaria difficoltà. Quindi certamente si tratta di una centralità della mobilità e di un paradigma di razionalità più volte richiamato dal legislatore nei suoi interventi ai fini della adeguata programmazione del personale, ma come si diceva gli interventi sono stati poco coordinati del legislatore, contingenti, di carattere speciale, con forti profili di deroga alle discipline generali, con ampi rinvii alla fonte regolamentare, e questo non ha fatto che rendere estremamente complessa la gestione dei processi di mobilità, anche quelli diciamo più utilizzati, cioè quelli per passaggio diretto, e assai poco flessibile e fruibile lo strumento da parte delle pubbliche amministrazioni. E come dicevo, la pratica restituisce in effetti chiari messaggi di inattuazione dei processi di mobilità molto lontani dai propositi di ottimizzazione che da sempre inducono gli interventi legislativi. Ecco, io credo, e concludo, che per restituire davvero centralità alla mobilità del personale, con un approccio necessariamente equilibrato tra interessi delle amministrazioni e esigenze di garanzia del personale coinvolto, più che prevedere meccanismi sanzionatori che abbiamo naturalmente cominciato a intravedere con la riforma Brunetta per gli adempimenti di carattere burocratico, se le amministrazioni non rilevano le eccedenze allora non possono fare assunzioni, allora non possono ricorrere alle tipologie contrattuali flessibili. Ecco, io credo che invece occorra promuovere realmente una cultura e una tecnica della programmazione del personale nelle pubbliche amministrazioni. Bisogna semplificare i processi, bisogna soprattutto coordinare gli strumenti esistenti e le risorse che sono messe a disposizione, anche abbandonando antichi inadeguati simulacri dello statuto del dipendente pubblico, perché nonostante la privatizzazione il tema del diritto alla sede, della inamovibilità del dipendente, del passaggio diretto, come si diceva, proiettato più sull'interesse del lavoratore che cerca di avvicinarsi piuttosto che di cambiare mestiere rispetto a quella che dovrebbe essere una esigenza dell'amministrazione cessionaria del rapporto di lavoro. Ecco, credo che siano ancora temi che attraversano, diciamo così, il concetto di mobilità come percepito dagli attori del nostro sistema. In questa direzione credo vadano certamente le più recenti disposizioni in materia di mobilità, di cui ci parleranno i nostri relatori, quelle del decreto 80 del 2021, e mi pare che su questo convergano anche le disposizioni dello stesso decreto che parlano dell'adozione del piano integrato di attività e di organizzazione, il cosiddetto PIAO, perché quello sì è un documento che, se realizzato secondo l'indicazione legislativa, potrebbe effettivamente costituire strumento unico di programmazione e di governance delle amministrazioni, anche dal punto di vista del buon utilizzo, dell'adeguato utilizzo dei processi di mobilità. Sarà l'occasione per ripensare e ridisegnare l'organizzazione, non solo delle amministrazioni coinvolte nel PNRR, pensando alla mobilità quale vera risorsa per la gestione del personale e non come fattore di rigidità. E questo potrebbe restituire agli studiosi che se ne sono interessati in questi anni l'impressione di non essersi occupati di un istituto fantasma del lavoro pubblico privatizzato. Vi ringrazio. Il professor Mainardi
nella sua introduzione ha allargato lo sguardo anche ad altre fattispecie, oltre al martoriato articolo 30, ad esempio all'articolo 31, il successivo, in materia di cosiddetto trasferimento d'azienda, appunto trasferimento di attività nell'ambito delle pubbliche amministrazioni verso altri soggetti pubblici o privati. Ebbene, quell'articolo 31, che deriva addirittura dall'articolo, se non vado errando, 34 del 2993, è ancora intatto a distanza di 2 decenni ed è solo 3 righe e mezzo. Questa tenuta, diciamo, rispetto alla esperienza applicativa e alle pressioni del legislatore, a cosa può essere dovuta? Forse domando al fatto che è sintetico, cioè, e qui torno all'articolo 30 che sarà oggetto principale delle due relazioni, non è che il legislatore ha esagerato, non è che nell'articolo 30 c'è troppa normativa ed è proprio per questo che continua a franare ed essere oggetto di successivi interventi a distanza di pochi mesi? Questa è la domanda che vorrei porre al professor Riccobono, tra le tante. Grazie. Naturalmente, diciamo, anche io mi unisco al coro dei ringraziamenti, anche perché, diciamo, ormai mi sento di casa, è la seconda volta che partecipo e sono molto felice di offrire il mio modesto contributo su questi temi. Parto subito cioè sono numerosissime suggestioni che sono già state buttate sul campo, però vorrei partire dalla prima delle chiavi di lettura che è emersa durante questa fase introduttiva, cioè quello della complessità regolativa che permea tutta la trama delle disposizioni destinate a regolare appunto la mobilità. E allora forse, diciamo, utilizzerei una battuta un po' provocatoria, cioè che se volessimo paragonare la mobilità ad una creatura mitologica, questa sarebbe sicuramente l'araba fenice, perché di fatto, soprattutto l'articolo 30, che è l'oggetto su cui poi concentrerò la mia attenzione, ha mostrato negli anni incredibili capacità rigenerative. Il legislatore gli cambia i connotati appunto da ormai 15 anni stabilmente, ne altera la fisionomia, la forma e la struttura nella speranza di far decollare le politiche allocative all'interno del grande serbatoio occupazionale pubblico come lo abbiamo finora definito. Qual è il motivo per cui c'è questa perenne tensione regolativa soprattutto sull'articolo 30, non entro nel merito appunto delle mobilità invece per eccedenza di personale. Il motivo, diciamo, è presto detto e consiste nel fatto che l'amministrazione italiana presenta a livello strutturale un grande problema di asimmetrie distributive. Tutti sanno che non c'è un problema di sovrabbondanza degli organici pubblici in Italia, anzi la media dei dipendenti pubblici è bene o male in linea, forse addirittura al di sotto di quella dei paesi OCSE. Il problema è che i dipendenti pubblici sono mal distribuiti e quindi evidentemente questo è una spia del fatto che le norme deputate a regolare la mobilità funzionano male e comunque non riescono a garantire quel raccordo efficace con i meccanismi di programmazione del personale e di reclutamento come invece auspica il decreto 165 del 2001. Allora la ricetta adottata finora è stata quella di intervenire a più riprese sul dettato legislativo e modificarne i contenuti, con evidentemente esiti discordanti, cioè a volte si è trattato di interventi di più ampio respiro, penso soprattutto, diciamo, alla svolta costituita dalla riforma Brunetta che nel 2009 ha introdotto per la prima volta una procedimentalizzazione volta a rendere più trasparenti le procedure di mobilità volontaria, ponendo fine alla stagione dei trasferimenti che avvenivano al buio, quindi domande che diciamo, venivano gestite poi secondo le logiche imperscrutabili degli uffici e che spesso seguivano anche prassi diciamo, opache e clientelari.
Nella maggior parte dei casi però tutti gli interventi di microregolazione che abbiamo visto nel corso del tempo, e ci è stato ricordato più volte, hanno avuto carattere microdiscontinuo, incrementale, volto a regolare specifici settori e segmenti del rapporto di lavoro pubblico, e questo ovviamente non ha giovato alla stabilità del sistema, anzi ha reso difficile per le stesse parti del rapporto di lavoro, prima ancora che per dottrina e giurisprudenza, capire dove andasse il sistema e quale fosse il senso della regolazione della materia. Quindi abbiamo, diciamo, un andamento a doppia velocità per la mobilità volontaria e per quella invece d'ufficio. La mobilità volontaria rimane sempre, è sempre rimasta una materia estremamente vitale, solo che, diciamo, è emerso l'uso che ne viene fatto e che ne è stato fatto finora è stato soprattutto in chiave personalistica. I dipendenti vogliono riavvicinarsi ai luoghi di origine e il moto generalmente va da nord a sud, perché normalmente i concorsi hanno avuto sempre più posti al nord, vengono vinti da gente del sud che poi tende a riavvicinarsi al territorio di origine. Sui trasferimenti di ufficio invece la situazione è ribaltata, e questo è un segnale della difficoltà, soprattutto della dirigenza pubblica, di esercitare il ruolo manageriale che le ha attribuito il legislatore. Spesso vengono seguite le logiche della pacificazione sociale, lo ricordava il professor Mainardi, di disciplina sulle eccedenze di personale ne abbiamo diciamo, visto un'applicazione parca, per usare un eufemismo, anche perché la funzione appunto è molto diversa rispetto alla mobilità del settore privato. Qui diciamo è più di ammortizzazione sociale, di recupero diciamo delle eccedenze fino all'estrema ratio, piuttosto che quello di meccanismo di preventivo rispetto alla risoluzione del rapporto di lavoro, come invece avviene nel lavoro privato. Per quello che riguarda i trasferimenti individuali resta famosa la battuta per cui è molto difficile trasferire un dipendente pubblico nell'ufficio accanto che muoverne uno privato da Lampedusa a Vipiteno. Quindi diciamo c'è un segnale per cui le prerogative dirigenziali, che sono poi un altro dei nodi delle riforme, non vengono utilizzate nemmeno all'esito delle operazioni di manutenzione normativa che hanno riguardato gli istituti della mobilità obbligatoria o d'ufficio. Se guardiamo i dati che provengono dal contenzioso, la situazione è perfettamente riflessa, perché nelle sedi giurisprudenziali si dibatte vivacemente, in modo abbastanza agguerrito e combattivo, di mobilità individuale volontaria, dove sono in gioco gli interessi personali, indipendentemente appunto dal fatto che questi incrocino le esigenze organizzative delle pubbliche amministrazioni, mentre i repertori giurisprudenziali sulla casistica dei trasferimenti obbligatori sono sostanzialmente vuoti. Allora, una considerazione che secondo me si può fare a proposito di questa grande complessità regolativa è che la questione di fondo non è semplicemente quella dell'adeguatezza delle norme o della buona fattura delle regole che vengono via via riscritte dal legislatore. Questo è sicuramente un dato indispensabile, ma il diritto da solo non muove le persone. Questo è un dato di cui bisogna inevitabilmente tenere conto. Quindi forse bisognerebbe avere il coraggio di dire, con una sana dose di realismo, che il motivo per cui le politiche allocative non decollano, gli istituti di mobilità continuano ad essere utilizzati in modo inefficiente, va ricercato nel deficit di cultura organizzativa che ancora permea larghi strati del pubblico impiego italiano. Cioè, se chi è parte della macchina amministrativa non condivide gli obiettivi di sistema che animano variamente i diversi processi di riforma, è difficile che i processi di riforma producano risultati utili. Faccio questa premessa per cercare anche di contestualizzare l'ultimo e più recente intervento normativo di cui ci occuperemo soprattutto in questo nostro pomeriggio, che è
ha modificato l'articolo 30 del decreto 165 del 2001, cioè il decreto reclutamento, una nuova operazione di modifica dei connotati della fattispecie che il legislatore ha posto in essere, confidando ancora una volta nelle capacità taumaturgiche del diritto. Il dato più qualificante, ed è quello su cui concentrerò in massima parte la mia attenzione, è legato all'abolizione del nulla osta, cioè dell'assenso preventivo nell'ipotesi di passaggio volontario fra amministrazioni diverse, quindi nell'ipotesi generale della mobilità volontaria. Ipotesi dirompente perché finora invece sappiamo che il passaggio da un'amministrazione ad un'altra è sempre stato condizionato soprattutto dal requisito del cosiddetto nulla osta dell'amministrazione cedente. Qual è l'idea che sostiene l'abolizione del requisito del nulla osta? L'idea che sostiene ovviamente è un'idea di semplificazione, tale per cui ovviamente la possibilità dei dipendenti pubblici di spostarsi liberamente dovrebbe innescare dinamiche di compensazione spontanea tra i vari uffici, quindi perseguendo quell'idea del grande datore di lavoro pubblico, l'idea del grande contenitore occupazionale, dove si verificano fenomeni di concorrenza spontanea fra i dipendenti che portino a un riequilibrio degli organici e quindi correggano le asimmetrie distributive, che poi, se vogliamo, è l'idea che in qualche modo era stata, diciamo, senza esito portata avanti anche durante la gestazione della riforma Madia, quando si era cercato di intervenire sulla dirigenza attraverso l'eliminazione del sistema dei ruoli e quindi del nuovo passaggio al ruolo unico, che, diciamo, poi sappiamo tutti essere finito sotto gli strali della Corte Costituzionale e non essere più riproposto, diciamo, non tanto per una questione di tempi che non c'erano, pretesto, quanto per una questione di equilibri politici che non si sono più consolidati. E allora il legislatore rimuove il nulla osta nella generalità dei casi, salvo le eccezioni di cui poi parleremo, perché il nulla osta, e soprattutto il contenzioso ne dà una prova, è stato sempre considerato il collo di bottiglia della procedura, anche perché spesso le amministrazioni ne hanno fatto un uso, diciamo, inerziale, a volte anche in termini ostruzionistici, non concedendo il nulla osta in tempo, senza verificare in maniera reale ed effettiva l'impatto che una misura di trasferimento avrebbe avuto sulle loro strutture organizzative. Quindi è una misura che è quella dell'abolizione del nulla osta, il corpo burocratico accoglie con grande favore, perché chiaramente la possibilità di migliorare le proprie condizioni di vita diciamo ad oggi risulta molto più facile che in passato. Naturalmente però c'è una controindicazione che è abbastanza evidente ed è abbastanza percepibile, e cioè quella per cui non è possibile stabilire un automatismo tra l'abolizione del nulla osta, quindi la liberalizzazione dei trasferimenti, e il fatto che questa liberalizzazione produca incrementi di efficienza organizzativa. Non è ovviamente detto che la facoltà di spostarsi anche a distanza ravvicinata dall'assunzione, vedremo poi quali sono i limiti, produca dei miglioramenti, anzi, diciamo, il side effect è la possibilità che gli organici siano resi poco controllabili, e soprattutto che le scelte effettuate in sede di programmazione dei fabbisogni da parte delle amministrazioni vengano in qualche modo alterate. E allora tutto questo per dire che ovviamente torniamo indietro alla questione del passaggio dall'amministrazione della legalità all'amministrazione di risultato di cui diciamo si discute da sempre, passaggio che può essere realizzato soltanto se a norme ragionevoli corrispondano comportamenti irrazionali nel senso weberiano del termine, cioè livelli dignitosi di efficienza nella pubblica amministrazione si possono raggiungere soltanto se ciascuno dei dipendenti pubblici sa che deve fare la sua parte, si sente partecipe dei processi di innovazione organizzativa, condivide l'idea di un'amministrazione al servizio del cittadino, e questo evidentemente ancora non sempre accade. Quindi la valutazione che si può fare su queste riforme e sul futuro miglioramento dei processi di mobilità secondo me non può non tenere conto di queste variabili, che appartengono
in un quadro e che si inseriscono in un quadro molto più ampio, che è quello delle politiche pubbliche e della capacità della collettività di rispondere a lungo termine in un determinato modo alle politiche che vengono appunto varate dai decisori tempo per tempo. Andiamo però, diciamo, a vedere ora più nel merito quali sono le novità sul piano giuridico e quali sono le criticità che soprattutto la eliminazione del nulla osta comporta. E qua vengo alla seconda chiave di lettura che è stata evocata, cioè quello dell'inquadramento della fattispecie. Prima del decreto 80 era assolutamente pacifico che la disciplina della mobilità volontaria fosse da ricondurre ad una ipotesi di cessione del contratto di lavoro. Il problema della qualificazione si era posto all'indomani della seconda privatizzazione, perché alcune sentenze, soprattutto sentenze di merito, avevano optato per una qualificazione in termini di innovazione del rapporto di lavoro anziché di cessione del contratto di lavoro. Questo ovviamente significava interruzione del rapporto di lavoro precedente e costituzione di un nuovo rapporto presso l'amministrazione ad QM. Ovviamente invece la stragrande maggioranza sia degli studiosi sia della giurisprudenza aveva optato per la tesi della cessione del contratto, inquadrando la vicenda nell'ambito di una modificazione meramente soggettiva del rapporto di lavoro, assistita dalla continuità del vincolo negoziale e dal mantenimento del fascio di diritti e di obblighi che erano stati acquisiti e maturati nella fase precedente del rapporto. Ricordo poi che questo stesso problema di inquadramento si è riproposto qualche anno dopo. Il problema era stato risolto, per dire la verità, in via legislativa, perché nel 2005 il legislatore aveva novellato l'articolo 30 e aveva materialmente recepito la soluzione giurisprudenziale scrivendo espressamente nel testo dell'articolo 30 che la mobilità volontaria andava ricondotta alla cessione del contratto di lavoro. Quindi il problema era completamente sparito dallo scenario. Si è però poi riproposto, come dicevo, nel 2014. Lì l'intervento propedeutico alla riforma Madia era stato quello del decreto 90 del 2014, che aveva cancellato invece proprio quell'inciso, cioè l'inciso secondo cui la mobilità volontaria, il passaggio diretto di personale verso l'altra amministrazione, andava considerato una cessione del contratto. Devo dire la verità che, per quanto io mi sia sforzato, occupandomi del tema, di vedere se qualcuno avesse dato un significato particolare a questa operazione di rimozione, i miei sforzi sono stati assolutamente inutili, perché la scelta è stata considerata per lo più una variazione stilistica. La giurisprudenza non l'ha mai presa realmente in considerazione, anzi sia la Corte di Cassazione a sezioni unite sia la Corte Costituzionale hanno sempre univocamente continuato a scegliere l'inquadramento della mobilità volontaria in termini di cessione del contratto di lavoro. Lo ha fatto anche la Corte Costituzionale, cioè il professor Boscati si è occupato pure di una di queste sentenze, dicendo che la materia va ricondotta nell'ordinamento civile, la materia della mobilità va ricondotta nell'ordinamento civile nel momento in cui ha bocciato varie normative regionali che invece cercavano di regolare nell'ambito della propria autonomia alcuni aspetti degli istituti di mobilità. E queste sono pronunce che anche dalla Corte Costituzionale arrivano fino al 2020, cioè la prima è del 2010, arriviamo addirittura al 2020. La Corte di Cassazione a sezioni unite lo ha detto prima volta nel 2006, lo continua a dire ora nel 2021, ancora prima che venisse modificato il testo del decreto 80. Qual è l'elemento che costituisce un punto fermo e che ha costituito il punto fermo sulla base del quale si è ragionato di cessione del contratto? La circostanza che la fattispecie descritta è uno schema trilaterale che si basa sul consenso di tutti e tre i soggetti. Il lavoratore lo esprime con la domanda di mobilità, l'amministrazione di destinazione lo esprime nel momento in cui pubblica il bando,
o l'avviso di immobilità, per essere più corretti, anche se la disciplina parla di bando, e ovviamente il nulla osta, che è il consenso dell'amministrazione cedente. Quindi viene ricalcato perfettamente lo schema trilaterale dell'articolo 1406 del Codice Civile, che richiede il consenso di tutte le parti affinché la vicenda modificativa si perfezioni. Naturalmente la domanda che è emersa, quella più spinosa, ma il decreto 80 abolisce il nulla osta, lo fa per semplificare la normativa, ma evidentemente non si pone il problema dell'inquadramento dogmatico della vicenda modificativa, che, venuto meno l'elemento del consenso dell'amministrazione cedente, non può essere più ricondotta alla fattispecie dell'articolo 1406, quindi non può essere più ricondotta alla disciplina della cessione del contratto. Che dire, io, diciamo, la mia impressione è che ovviamente l'intenzione del legislatore, nel senso dell'intenzio proprio del termine, diciamo, non era assolutamente quella ovviamente di modificare i connotati fino a tal punto, non certamente quella di ricondurre la vicenda ad un'ipotesi di innovazione soggettiva a stricto senso intesa, cioè regolata dalle norme del Codice Civile che si occupano dell'innovazione soggettiva. La mia impressione è che anche in questo caso rimarrà tutto uguale, che in realtà possiamo sicuramente utilizzare, diciamo, l'idea che si tratti di una vicenda successoria in senso ampio, in senso lato, che continua a non intaccare la continuità del vincolo negoziale e che continua a garantire il mantenimento di tutti i diritti acquisiti dal lavoratore, anche perché se così non fosse il lavoratore avrebbe molto da perdere nel trasferirsi presso altra amministrazione, perché chiaramente potrebbe perdere l'anzianità di servizio, le ferie, potrebbe dover essere sottoposto ad un nuovo periodo di prova. Quindi diciamo, dubito che l'idea di ricondurre oggi la mobilità ad un'ipotesi di innovazione soggettiva, diciamo, sia coerente con l'obiettivo generale della riforma. Tra l'altro mi viene da segnalare che se guardiamo il testo dell'articolo 30, il legislatore ancora un po' atecnicamente continua a fare riferimenti multipli alla amministrazione cedente. Quindi l'idea è che pur non potendosi più parlare in senso tecnico di una cessione del contratto, in realtà sia cambiato molto poco rispetto al passato, ma chiaramente bisognerà attendere le prime pronunce giurisprudenziali che ancora non sono ovviamente giunte. Che cosa però si può dire secondo me in più di questa modifica? Si può dire qualcosa di più generale, cioè che la difficoltà di utilizzare le categorie sistematiche del codice civile, le categorie civilistiche generali per sistemare gli istituti di gestione del rapporto di lavoro pubblico, probabilmente è indicativa di una tendenza che ormai va avanti da molto tempo a separare pubblico-privato, cioè l'edificio dell'ordinamento del lavoro pubblico continua a andare verso una propria strada, cioè diventare sempre di più un ordinamento speciale che si allontana dalla casa comune entro cui era stato ricondotto in maniera più intensa durante le prime due fasi della privatizzazione. Quindi secondo me, diciamo, si può trarre questa implicazione almeno, diciamo, come implicazione appunto di sistema dalla modifica apportata dal decreto 80. Andiamo alle eccezioni, perché la regola generale per cui il nulla osta non è più obbligatorio è controbilanciata da un grappolo di eccezioni che comunque il decreto 80 prima, poi diciamo convertito e poi diciamo la legge di conversione hanno incrementato. Questo ovviamente per prevenire la possibilità che una gestione troppo direi sportiva, tra virgolette, delle procedure di mobilità volontaria potesse indebolire le amministrazioni, diciamo, di più piccole dimensioni o quelle, diciamo, più esposte, vedremo quali sono, a fenomeni degenerativi e a
pratiche di migrazione di massa. 4 sono i casi generali nei quali il nulla osta torna ad essere un requisito necessario della mobilità, quindi li elenco. Primo caso, si deve trattare di posizioni dichiarate motivatamente infungibili dall'amministrazione di provenienza. Quindi il nulla osta è necessario se l'amministrazione di provenienza ha del personale dichiarato motivatamente infungibile. Secondo caso, deve trattarsi di personale assunto da meno di 3 anni. Terzo caso, è richiesto il nulla osta se la mobilità determini nell'amministrazione di appartenenza una carenza di organico superiore al 20% nella qualifica corrispondente a quella del richiedente. Quarto caso, aziende ed enti del Servizio Sanitario Nazionale oppure personale della scuola per il quale operano le discipline speciali ivi previste. Poi, dopo la conversione del decreto reclutamento e con la soprattutto sollecitazione dell'ANCI, sono state introdotte una serie di regole a parte, sempre calate dentro il testo dell'articolo 30, che riguardano gli enti locali e che comprimono ancora di più il novero delle possibilità in cui invece il trasferimento è insindacabile. Io, in termini generali, direi che l'introduzione di questi vincoli, cioè delle eccezioni alla regola del trasferimento libero, è condivisibile. Sicuramente è condivisibile perché i motivi li abbiamo già elencati prima, cioè evitare il Far West. Non è detto però che sul piano della tecnica legislativa le soluzioni siano pulite e coerenti. Passo in rassegna brevemente alcune di queste ipotesi. Quindi ipotesi numero 1, quella del personale dichiarato motivatamente infungibile. Allora, il personale può essere trasferito con un consenso, quindi con l'assenso dell'amministrazione di appartenenza, nell'ipotesi in cui si tratti di appunto dipendenti motivatamente infungibili. Ora, io fatico a capire la modalità tecnica con cui il legislatore ha immaginato questa eccezione. Se tu hai una persona che o una qualifica che è motivatamente infungibile, quindi si deve motivare sulla infungibilità di quella risorsa, di cui evidentemente non ti puoi privare, mi pare che sarebbe stato più opportuno attribuire all'obbligo di motivazione la funzione di esplicitare il perché il trasferimento non può essere concesso. Mi pare abbastanza difficile immaginare che in relazione a posizioni dichiarate motivatamente infungibili l'amministrazione concede il nulla osta. Sarebbe come fare l'ammissione rispetto ad una risorsa che non si può sostituire, di autocagionarsi una disfunzione organizzativa. Quindi probabilmente l'obbligo di motivazione come prassi e come tradizione dovrebbe svolgere una funzione di controllo in sede giurisdizionale dei motivi ostativi al trasferimento, non essere un presupposto che invece può consentire a determinate condizioni il trasferimento. Tra l'altro, come diceva il professor Casale nella sua introduzione di coordinamento, anche il momento in cui deve essere individuata questa infungibilità del personale e la forma attraverso cui deve essere individuata la infungibilità non è assolutamente chiaro. Nel senso che non è chiaro se si deve dare la motivazione nell'imminenza del trasferimento, quindi quando è stata fatta la domanda caso per caso, oppure come fanno alcune amministrazioni in questo momento. Ieri ne parlavo con un mio caro amico che fa il sindaco in un ente locale di vaste dimensioni, e loro stanno adottando degli atti di macroorganizzazione preventivi nei quali dicono quale è il personale che ritengono infungibile con una delibera di giunta.
Soluzione che, diciamo, neanche mi convince troppo, addirittura evidentemente renderebbe una vicenda che è pacificamente riconducibile nell'ambito della microorganizzazione, della gestione del rapporto di lavoro, intrecciata con un profilo macroorganizzativo che, diciamo, ci siamo abituati, potrebbe creare delle incertezze ulteriori sul riparto di giurisdizione a seconda della sequenza in cui emerge il contenzioso. Quindi diciamo, questa è la prima delle criticità. In ogni caso poi mi pare ovvio che la infungibilità, la dichiarazione di infungibilità si dovrebbe fondare sempre su criteri oggettivi. Quindi il fatto che un determinato dipendente possieda particolari titoli o specializzazioni professionali o che non ci siano altre risorse all'interno di quel determinato ufficio che possano svolgere le mansioni che svolge quel soggetto, quindi non su caratteristiche evidentemente soggettive. Secondo caso della mobilità che si può perfezionare senza il nulla osta. Allora, che si può perfezionare previo, scusatemi, nulla osta. Si tratta del personale assunto da meno di 3 anni. Qui evidentemente il senso è chiaro, si vuole evitare che personale assunto da poco tempo fugga dall'amministrazione dove è stato assunto per andarsene altrove. Ci sono però alcune discrasie, cioè questa disposizione a me sembra che non sia perfettamente coordinata con il vincolo di permanenza quinquennale nella sede di prima destinazione che è previsto sia dall'articolo 35 per le amministrazioni statali, sia dallo stesso decreto 80, inserito anche in questo caso in sede di conversione, ma per la verità è una disposizione che già esisteva dal 2019, proprio per chiarire che i dipendenti degli enti locali non sono esonerati dal rispetto dell'obbligo di permanenza quinquennale nemmeno quando le amministrazioni locali non siano articolate in più uffici territoriali. In precedenza le amministrazioni territoriali, i comuni, rifiutavano diciamo, l'applicazione, si riteneva che la regola della permanenza quinquennale non si applicasse ai comuni e agli enti territoriali, facendo leva sul fatto che appunto non era possibile individuare una sede di prima destinazione distinta dall'unicum costituito dalla categoria ente locale. Quindi diciamo, oggi invece la permanenza è una regola generale per tutti, l'obbligo di permanenza. Chiarisco subito che secondo l'interpretazione che se ne dà prevalentemente in giurisprudenza, ma anche secondo gli studiosi, l'obbligo di permanere 5 anni nella sede di prima destinazione non è un obbligo inderogabile. La legge prevede che sia inderogabile dalla contrattazione collettiva, ma si dice che siccome è un obbligo posto nell'interesse dell'amministrazione, l'amministrazione con una sua valutazione discrezionale può comunque autorizzare un trasferimento prima dei 5 anni laddove ritenga che la domanda, diciamo, l'accoglimento della domanda del dipendente non crei disfunzioni organizzative al suo, diciamo, organico. Però se questa è l'interpretazione, questo è il quadro, non riesco, diciamo, con facilità a comprendere come si coordina la possibilità di una mobilità libera dopo 3 anni con un obbligo di permanenza che invece dura 5 anni. Sarebbe stato probabilmente più utile allineare i 2 periodi. Devo anche aggiungere che negli enti locali il legislatore, dopo che inserisce la regola del vincolo di permanenza del quinquennio, crea una soluzione, diciamo, in qualche modo cervellotica, scritta, diciamo, in modo abbastanza controverso, per cui si dice che in ogni caso l'amministrazione cedente può differire la richiesta di passaggio del dipendente fino a quando sostanzialmente non abbia trovato un sostituto che abbia vinto, che a copertura della posizione in organico che questi lascerebbe libera con il trasferimento. E addirittura il trasferimento si può differire ulteriormente per altri 30 giorni per completare il passaggio di consegne e un primo periodo di affiancamento. A me pare che questo sia una specie di stratagemma per attribuire alle amministrazioni locali un diritto potestativo di tenersi il proprio dipendente che abbia superato il triennio, quindi che già è da più di 3 anni assunto da quell'amministrazione, ma che non abbia superato i 5 di permanenza nella sede di prima destinazione. Quindi qui diciamo c'è qualche cosa che appunto
costituisce un artifizio che mi convince un po' poco. Terza e ultima ipotesi in cui la mobilità viene subordinata al preventivo assenso dell'amministrazione di appartenenza è quando il trasferimento determini una carenza di organico nell'amministrazione di appartenenza superiore al 20% nella qualifica corrispondente a quella del richiedente. Intanto segnalo che questo 20% si calcola sempre in base alla dotazione organica. E questo, diciamo, forse è un mio pallino personale, ma mi sembra l'ulteriore conferma che l'idea del progressivo superamento della dotazione organica, che costituisce la cifra caratterizzante della riforma Madia del 2017, sia anche qui una specie di simulacro verso il quale non si riesce mai a trovare una sistemazione definitiva. I riferimenti alla dotazione organica sono presenti tutt'oggi in molte parti del testo unico e il superamento vero e proprio si riferisce alla fase probabilmente del reclutamento e non a quella della gestione dei rapporti di lavoro, dove invece sarebbe ovviamente altrettanto necessaria. Poi resta sempre lo stesso problema di fondo, cioè se un'amministrazione che concede il trasferimento si produce una carenza di organico superiore a 1/5 dei posti disponibili, quindi non poco chiaramente, a me sembra che in questo caso più che dare il nulla osta al trasferimento lo dovrebbe negare. E quindi diciamo anche qui l'idea di concedere, di creare un nesso tra concessione del trasferimento o necessità del trasferimento e diciamo scopertura degli organici in misura superiore al 20% è in qualche modo una forzatura, perché o l'amministrazione dà il nulla osta e si crea una scopertura di più di 1/5 dei suoi posti disponibili e in questo modo ammette palesemente di essersi arrecata un vulnus organizzativo, oppure evidentemente, come sarà nella maggior parte dei casi, negherà il trasferimento. Quindi la norma poteva secondo me essere scritta in maniera diversa. Ricordo peraltro che questa tecnica delle percentuali è stata anche utilizzata diciamo prima nell'articolo 30 a proposito della cosiddetta mobilità sperimentale. La mobilità sperimentale nell'articolo 30 è quella che riguarda il passaggio tra enti, tra sedi centrali di diversi ministeri, quindi passaggi che tutto sommato si consumano in un perimetro un po' ristretto, e anche in quel caso non c'è bisogno del nulla osta sempre che il passaggio non determini una scopertura nell'amministrazione di provenienza in percentuale maggiore rispetto a quella dell'amministrazione di destinazione. E questo evidentemente creerà un po' di problemi, perché c'è un sistema di eccezioni all'eccezione, cioè in alcuni casi il 20%, in alcuni casi la scopertura va misurata tra amministrazione di provenienza e amministrazione di destinazione, che in qualche modo diciamo, indica che non c'è una vera pulizia legislativa e quindi conferma la complessità di regolazione, la stratificazione, gli effetti della stratificazione normativa nel corpo dell'articolo 30. A prescindere dal fatto che il nulla osta serva o meno, la nuova formulazione in linea generale dell'articolo 30 consente di differire il passaggio per 60 giorni dal momento in cui però viene formulata l'istanza. Quindi il lavoratore formula l'istanza di mobilità, l'amministrazione può comunque in tutti i casi differire il passaggio per 60 giorni. A me sembra che diciamo, la cosa sia condivisibile, perché appunto diciamo, ci può essere ovviamente la necessità di un passaggio di consegna all'interno degli uffici e una ultimazione dei lavori prima che il dipendente passi verso un'altra amministrazione. L'unica cosa che mi chiedo dal punto di vista tecnico è se ancorare i 60 giorni al momento in cui l'istanza di mobilità, quindi l'istanza di partecipazione alla procedura di mobilità viene presentata, sia diciamo, la scelta più felice, perché di fatto saprò se il dipendente deve passare ad altra amministrazione soltanto se la procedura di mobilità la vince, cioè se è selezionato all'esito della procedura di mobilità. Quindi probabilmente questo termine di 60 giorni sarebbe stato meglio farlo decorrere da questo momento e non da quando presenta l'istanza di partecipazione alla procedura di mobilità,
perché ancora in quel momento non si sa neppure se il dipendente sarà selezionato all'esito della procedura valutativa come soggetto idoneo dall'amministrazione di destinazione. Dicevo poi che ci sono le eccezioni legate al personale del Servizio Sanitario Nazionale, dove è sempre richiesto il nulla osta, e al personale scolastico per il quale operano le discipline speciali. Qui si tratta evidentemente di scelte politiche, ma evidentemente la preoccupazione è quella che soprattutto in settori altamente sensibili e dove la mobilità ha, diciamo, una radicata tradizione, soprattutto per gli insegnanti scolastici, ricordiamo quello che è successo con il contenzioso relativo alle procedure di mobilità gestite secondo l'algoritmo, no? della buona scuola, o per il personale infermieristico. Anche qui il problema è quello dell'eventuale diaspora, soprattutto da nord a sud, che ovviamente in un settore sensibile come la sanità potrebbe avere effetti particolarmente perversi. Dicevo che dopo la conversione, cioè in sede di conversione del decreto, il legislatore, la legge 113, introduce le eccezioni per gli enti locali. Eccezioni che vengono inserite dopo che ovviamente, diciamo, l'ANCI soprattutto si fa portavoce delle istanze dei piccoli comuni. Ricordo che i piccoli comuni in Italia costituiscono circa il 70% rispetto alle amministrazioni territoriali più grandi, cioè sono la stragrande maggioranza, quindi il problema di una mobilità liberalizzata negli enti locali, soprattutto in quelli appunto di minori dimensioni o collocati in sede disagiate, avrebbe potuto favorire fughe generalizzate dei dipendenti che, diciamo, magari avrebbero potuto approfittare dell'assenza di vincoli per cercare collocazioni migliori. Allora, per evitare ovviamente uno svuotamento degli organici, il decreto 80 convertito dalla legge 113 introduce ed estende il meccanismo delle percentuali di scopertura, che già vale per le amministrazioni dello Stato, ma stabilisce delle percentuali più ridotte. 5% nel caso di, quindi il consenso, il nulla osta è necessario se il trasferimento determina una scopertura del 5% per gli enti locali che abbiano una fascia occupazionale tra 250 e 500 dipendenti. Se sono più di 500 dipendenti, il 10%. C'è però un problema, perché nella versione iniziale del decreto 80 convertito erano dettate anche regole per le amministrazioni sotto i 100 dipendenti, cioè per gli enti locali sotto i 100 dipendenti. Come detto, diciamo, soprattutto era lì il tema, perché per come era scritta inizialmente la formulazione, nella quale, diciamo, la quale recitava che le disposizioni dell'articolo 30,1 non si applicano agli enti locali che abbiano, diciamo, non oltre 100 dipendenti, aveva lasciato pensare, e soprattutto ovviamente gli operatori pratici avevano fatto notare, che in questo modo sostanzialmente gli enti locali più piccoli, cioè quelli con meno di 100 dipendenti, non avrebbero potuto attivare nessun tipo di procedura di mobilità, quindi nemmeno essere destinatari in entrata, visto come era scritta letteralmente la norma, di personale proveniente da altre amministrazioni per mobilità. Questa norma è stata sostituita, corretta dal decreto fiscale, che invece ha chiarito quella che era l'interpretazione più ragionevole, nonché quella, diciamo, del legislatore, cioè semplicemente il fatto che negli enti locali che non raggiungono più di 100 dipendenti il requisito del nulla osta è sempre necessario. Quindi la logica è sempre quella del nulla osta a seconda della scopertura che si verifica nelle amministrazioni locali interessate. Vado a chiudere, poi casomai, diciamo, avremo modo nel dibattito, se ce ne sarà tempo, di aggiungere qualcos'altro. Mi pare che sicuramente le finalità del decreto 80 e le novità da quest'ultimo apportate siano molto significative e numerose. Dico però una cosa, cioè che a prescindere dal clamore mediatico che ha suscitato l'abolizione della mobilità, del nulla osta in caso di mobilità volontaria,
La portata di queste eccezioni, che ho cercato sinteticamente di commentare, è abbastanza ampia e secondo me potrebbe perfino invertire il rapporto tra regole ed eccezione che ha costruito apparentemente il legislatore. Basti considerare in questo diciamo, senso che i comparti nei quali si concentrano le eccezioni alla regola per cui la mobilità è libera, cioè sanità, istruzione ed enti locali, raggruppano da solo il 70% del personale pubblico. Quindi non sono così sicuro che la liberalizzazione e l'eliminazione del nulla osta sarà così diffusa. Certo, ovviamente i dati ce li daranno anche in questo caso il contenzioso che il legislatore con questa operazione cerca sicuramente di ridurre. Inoltre, e lo ha detto diciamo, molto bene anche il professor Casale, questa liberalizzazione dei trasferimenti è in qualche misura poco sintonica con il programma di reclutamento massiccio del decreto 80 che agli accessi dall'esterno punta molto di più, che sugli accessi all'esterno punta molto di più che sulle modalità di riequilibrio dall'interno e sulla razionalizzazione dei costi. Ne accennava anche il professor Mainardi, che gli strumenti di correzione interna come la mobilità, ma anche come gli strumenti come gli scorrimenti e le graduatorie possono concedere. Sono infatti bloccate fino al 2024 sia le mobilità, cioè non sono obbligatorie fino al 2024 sia la mobilità volontaria preventiva a concorso, sia anche le mobilità per eccedenze di personale. Quindi corsie preferenziali per indire concorsi subito e mettere forze fresche nel pubblico impiego senza attendere i tempi di gestione di queste procedure. Obiettivo chiaramente condivisibile, il greenfield, creare ovviamente un ringiovanimento in un'amministrazione italiana che è costituita in massima parte da personale anziano e che va riqualificato, ma che ovviamente diciamo, stride con le modifiche apportate dal decreto 80. Quindi diciamo, aspettiamo di vedere quali saranno i primi risultati che ci darà la giurisprudenza, con la consapevolezza, secondo me, quasi scontata, che non appena cambierà il vento della sensibilità politica, fisseremo un nuovo appuntamento per riscrivere di nuovo alcune di queste regole. Vi ringrazio molto e ripasso la parola al professor Casale. Io ringrazio molto il professor Riccobono per questo approfondimento che ha in effetti chiarito che ci sono tanti interrogativi, ha dato già anche alcune possibili risposte e dopo aver riflettuto sul se e sul come della mobilità bisogna anche ragionare di effetti nel singolo rapporto di lavoro e di conseguenze sulle amministrazioni. Di questo ci parlerà il professor Mastino, al quale cedo immediatamente la parola. Grazie al professor Casale, grazie agli altri organizzatori che mi hanno coinvolto in questa bella iniziativa che per me è occasione di rivedere volti amici e di conoscerne di nuovi. Dunque io dovrei parlare degli effetti della mobilità e gli effetti della mobilità si proiettano su 4 versanti fondamentali, si svolgono in 4 versanti fondamentali, che sono l'inquadramento professionale, il trattamento retributivo, gli effetti dell'anzianità di servizio e da ultimo, ma è forse quello più importante, la regola della priorità assoluta della mobilità rispetto agli ingressi dall'esterno. Spero che la Lena mi regga, che il tempo basti, perché qui in questo quarto effetto, questo quarto aspetto della disciplina, c'è una delle chiavi per comprendere le ragioni dell'insuccesso della mobilità. Ora, tutti questi effetti si fondano su un unico postulato, che è questo, che nella mobilità il contratto di lavoro resti lo stesso e il rapporto abbia una sua continuità. Di qui il dubbio del quale ci ha dato conto il collega Riccobono, se la mobilità configura una vicenda successoria o una vicenda novativa. Dubbio non peregrino, perché la denominazione passaggio diretto evocherebbe un altro istituto, che era quello del vecchio collocamento della legge del 1949, della legge 264,
che ricorderete era una vicenda novativa, era un accordo trilatero con il quale si bypassava il collocamento, ma si estingueva il rapporto con il precedente datore di lavoro, se ne costituiva un altro con il nuovo datore di lavoro. Di qui un certo rilievo, adesso secondo me molto sopravvalutato, e vi dirò il perché, della questione squisitamente teorica della riconducibilità della disciplina della mobilità, della disciplina positiva della mobilità, al modello della cessione del contratto ex articolo 1406, no? Del Codice Civile. Ora, la necessità di riferirsi alla disciplina codicistica della cessione del contratto ha queste due ricadute fondamentali. La prima, postulare l'effetto fondamentale della continuità del rapporto e dell'identità del contratto. Questa è la prima. La seconda sarebbe quella di consentire, colmare delle eventuali lacune di disciplina che la normativa positiva, quella del testo unico, dovesse presentare. Ora, la giurisprudenza che costantemente richiama e ripete l'ancoraggio al modello dell'articolo 1406 fa questo richiamo, come dire, con il tono e con il passo di una clausola di stile. È un richiamo, come dire, di facciata. Mai in nessuna sentenza si trova un effetto particolare collegato al fatto che la mobilità è ricondotta al modello di cui all'articolo 1406 del Codice Civile. Mai, mai. Anzi, il richiamo al modello dell'articolo 1406 del Codice Civile, in fondo, finisce per complicare molto il discorso. Perché? Perché nel modello codicistico della cessione del contratto, l'oggetto del contratto rimane lo stesso, quello che cambia è il soggetto. Nella disciplina della mobilità, invece, l'oggetto del contratto cambia il trattamento economico e cambia l'inquadramento professionale, o può cambiare l'inquadramento professionale. Ora, questo è un effetto che non deriva dalla disciplina positiva della mobilità, ma deriva dalla disciplina del contratto di lavoro, in cui sappiamo che l'oggetto, per la parte che riguarda la prestazione di lavoro, può essere permanentemente modificato dai poteri unilaterali del datore di lavoro, mentre il trattamento economico è soggetto in permanenza a conformazioni dall'esterno per il succedersi delle fonti del contratto collettivo. E sono due effetti divergenti, perché nella disciplina dell'articolo 1406, vi ripeto, l'oggetto del contratto rimane immutabile, rimane lo stesso, cambia il soggetto. Per cui quest'idea è un'idea, come dire, questo ancoraggio, la necessità di questo ancoraggio è molto sopravvalutata. Per quel che riguarda l'effetto fondamentale, invece, quello che veramente conta, cioè poter dire che il rapporto continua con la stessa fonte originaria, quella della prima assunzione, la disciplina positiva dà già una risposta a questo problema. Perché se noi prendiamo, non so, il collega Riccobono ha fatto riferimento giustamente ad alcuni passi dell'articolo 30 in cui si continua bellamente a parlare di soggetto cedente dopo che si è eliminato il riferimento alla cessione del contratto. Ma se noi prendiamo il secondo comma, l'ultimo periodo dell'articolo 34 bis, che è una di quelle disposizioni che giustamente Sandro Mainardi ci ha detto nessuno ha mai incontrato nella sua attività di ricerca e nella sua vita professionale, quella che riguarda la gestione delle eccedenze del personale, ci troviamo una forma di questo tipo. A seguito dell'assegnazione del dipendente in mobilità che viene in disponibilità, scusatemi, che viene assegnato ad una nuova amministrazione, l'amministrazione destinataria iscrive il dipendente in disponibilità nel proprio ruolo e il rapporto di lavoro prosegue con l'amministrazione che ha comunicato l'intenzione di bandire il concorso. Prosegue, il che mi pare che sia un riconoscimento pacifico che il rapporto è unitario, prosegue, che non c'è quella cesura che deriverebbe dalla riconduzione al modello della novazione anziché a quello della cessione del contratto. E ancora, in altra disposizione, che pure il collega Mainardi direbbe non avere mai incontrato, e gli si deve dare ragione naturalmente, che l'articolo 33 al quarto comma c'è dunque il personale che è in disponibilità quando stanno per scadere il termine dei godimenti dell'indennità 6 mesi prima, se ha paura di non essere ricollocato può chiedere di essere immesso in ruolo in un'amministrazione anche in mansioni inferiori, a proposito di modificazione dell'oggetto del contratto nella mobilità, no? E come è descritta questa vicenda? Può presentare alle amministrazioni di cui è come 2 e 3 istanza di ricollocazione
in deroga all'articolo 2103 del Codice Civile. Ora capite bene che il richiamo all'articolo 2103 del Codice Civile come deroga non avrebbe nessun senso se si trattasse di una cesura di rapporti. Evidentemente il rapporto rimane lo stesso. Per cui anche per quello che secondo me, vi ripeto, è l'effetto fondamentale che deriva dalla riconduzione al modello dell'articolo 1406, la disciplina particolare, positiva, quella speciale che è contenuta nel testo unico, è più che sufficiente a ottenere quel risultato senza bisogno del richiamo all'articolo 1406 che, vi ripeto, complica la vita più di quanto non la semplifichi, anche perché, torno a dire, non si riescono a trovare sul piano delle verifiche applicative, ma non si riescono neanche a immaginare astrattamente quali possano essere le lacune di disciplina che possono essere colmate attingendo alle regole generali della cessione del contratto. E vabbè. E adesso veniamo al primo dei profili che ho evocato, cioè l'inquadramento professionale, no? L'inquadramento professionale. Ora qui, per quel che riguarda l'inquadramento professionale, su questo aspetto convergono due disposizioni che sembrano identiche, ma in realtà dicono cose diverse e tutelano interessi diversi. Ora saprete tutti, no? L'articolo 30, il primo comma, dice: le amministrazioni possono ricoprire posti vacanti in organico mediante passaggio di dipendenti appartenenti a una qualifica corrispondente. Appartenenti a una qualifica corrispondente. E poi a questa, diciamo, prima disposizione fa eco l'articolo, il comma 2 bis dello stesso articolo 30, il quale dice che il personale in mobilità, il trasferimento, scusate, il trasferimento abbastanza improprio qua il termine, il trasferimento è disposto nei limiti dei posti vacanti con inquadramento nell'area funzionale e posizione economica corrispondenti a quella posseduta presso le amministrazioni di provenienza. Sembrerebbero due disposizioni speculari, in realtà tutelano due interessi che mettono capo a due soggetti diversi. La prima, quella del primo comma, quella che autorizza a mettere a bando di mobilità a posti che devono avere, come dire, trovare una certa corrispondenza rispetto a chi fa la domanda di mobilità, tutela un interesse dell'amministrazione, ed è precisamente l'interesse dell'amministrazione a mettersi in casa, di mettersi in ruolo qualcuno che può utilizzare nella sua organizzazione, qualcuno che gli serve, quindi deve avere un profilo professionale che sia congruo con le sue esigenze organizzative, che sono quelle per le quali ha deciso di coprire quel posto con la mobilità piuttosto che con un'assunzione dall'esterno. La seconda invece è una garanzia del dipendente, ed è una garanzia del dipendente ad avere un inquadramento che sia almeno equivalente sul piano professionale a quello posseduto nell'amministrazione di partenza. Ora, se le incrociamo queste due disposizioni, il risultato che otteniamo è questo: che l'amministrazione potrebbe accettare, perché starebbe disponendo di un suo interesse, di mettere in ruolo anche un dipendente che fa domanda che abbia una qualifica meno che corrispondente, cioè che non sia corrispondente. D'altro canto il dipendente ha diritto ad essere inquadrato in un livello che sia almeno equivalente sul piano dell'applicazione dell'articolo 52 del testo unico. Quindi l'amministrazione potrebbe rifiutare, se volesse, l'istanza di mobilità del soggetto che avesse un inquadramento non corrispondente, cioè che nell'amministrazione di partenza avesse un inquadramento non corrispondente, ma potrebbe anche accettarla, ma d'altra parte il dipendente che transita in mobilità avrebbe comunque diritto a ricevere un inquadramento in un livello coerente, secondo che cosa? Secondo le regole generali, quelle dell'articolo 52 del testo unico, perché, torno a dire, mentre nella cessione del contratto l'oggetto del contratto resta lo stesso, nella mobilità invece l'oggetto del contratto cambia, ma non per effetto della disciplina della mobilità, cambia per effetto della disciplina del contratto di lavoro, che consente per l'appunto all'oggetto di modificarsi. Ora, un po' più difficile da razionalizzare, e qui devo dire di essere abbastanza in disaccordo con tutti quelli che si sono pronunciati su questo punto, è il secondo periodo del comma 2 bis. Ora, questa disposizione molto singolare dice testualmente questo: cioè dopo aver detto che il trasferimento avviene su posizioni corrispondenti, aggiunge: il trasferimento può essere disposto anche se la vacanza sia presente in un'area diversa da quella di inquadramento, assicurando la necessaria neutralità finanziaria. Un'area diversa da quella di inquadramento. Ora, la maggior parte degli interpreti ha letto questa disposizione, tutti gli interpreti, a dire la verità, quelli che perlomeno ho potuto, con i quali ho potuto confrontarmi io, cioè, le cui cose ho potuto leggere sostanzialmente, sostengono che il dipendente in mobilità che ha un certo inquadramento ne può ricevere uno diverso nell'amministrazione di destinazione, giusto? In un'area diversa, salvo chiedersi subito: ma che cosa vuol dire area diversa?
non può voler dire né un'area di inquadramento superiore, area intesa come sinonimo di categoria per intenderci, e né tantomeno un'area di inquadramento inferiore. Per cui si dice che ci sono dei comparti in cui l'inquadramento del personale è distinto in aree. Il collega Riccobono mi pare fa l'esempio dell'università, io aggiungerei la scuola, dove c'è l'area del personale tecnico amministrativo e l'area del personale educativo, va bene? La dirigenza medica, c'è la dirigenza del settore del servizio sanitario nazionale, sapete, c'è la dirigenza medica e veterinaria e poi c'è la dirigenza tecnico professionale e amministrativa, per intenderci, no? E quindi, secondo alcuni, sembrerebbe questa possibilità di inquadrare in diversa area di inquadramento alludere al fenomeno di chi, inquadrato in una certa area nell'amministrazione di partenza, finisce in un'altra area nell'amministrazione di destinazione. Ora, la cosa, a mio avviso, non funziona dal punto di vista pratico, perché se teniamo presenti i settori, i comparti dove ci sono queste due aree, le due aree non sono mai comunicanti, che vuol dire che io prendo, non so, uno che arriva come personale amministrativo, nel personale ATA, nell'amministrazione eccedente, gli faccio fare il personale educativo nell'amministrazione di destinazione, cioè lo metto in un'altra area, magari la cosa funzionerebbe anche bene, anzi, perché spesso sono meglio degli insegnanti, i bidelli, però devo dire che non è un bel risultato, così come non credo che sarebbe configurabile l'ipotesi del dirigente tecnico, professionale o amministrativo nel settore del servizio sanitario nazionale che va a fare il dirigente medico, che sono due cose completamente diverse. No, secondo me qua questa ipotesi allude a questo. Cioè la diversa area di inquadramento non è la diversa area di inquadramento rispetto a quello posseduto dal dipendente che vuole transitare in mobilità. La diversa area di inquadramento è una diversa area di inquadramento rispetto a quella messa a bando di mobilità. Cioè, o meglio, no, scusate, non messa a bando, di quella disponibile. Cioè, può succedere questo. L'amministrazione non ha una vacanza di organico nella sua dotazione organica in una certa area, va bene? Io non ho una vacanza di organico per quel che riguarda il personale educativo, area del personale educativo, non ce l'ho. Ce l'ho però a proposito del personale ATA, ok? Allora io potrei ugualmente prendermi un'unità di personale educativo, utilizzare la scopertura nella parte che riguarda il personale ATA. A quel punto cosa dovrei fare? Dovrei congelare quel posto, tant'è vero che la disposizione, vedete, dice assicurando la necessaria neutralità finanziaria. Congelerei quel posto, magari in vista di una modificazione definitiva della dotazione organica, per adattare la dotazione di fatto che si è venuta a determinare a seguito della mobilità, perché io ho introitato un'unità di personale che appartiene ad un'area diversa dove non avevo il posto, a quella di diritto che si creerà una volta che la mobilità è stata completata. A questo punto area diversa può voler dire anche area superiore, cioè io potrei avere una scopertura di posto in un'area superiore, di inquadramento superiore, bandisco la mobilità per l'area inferiore, mi metto dentro uno dell'area inferiore in più rispetto alla capienza della dotazione organica, ma poi congelo il posto nell'area superiore e così garantisco la necessaria neutralità finanziaria. E comunque adesso questo era un caso così molto particolare. Devo dire che il vincolo della corrispondenza degli inquadramenti ha una diversa pregnanza, una diversa vincolatività nelle due forme fondamentali in cui si articola la mobilità. Diciamo è molto forte nella mobilità cosiddetta volontaria, quella che risponde a finalità prevalentemente organizzative della pubblica amministrazione, e meno forte nella mobilità cosiddetta d'ufficio, quella che risponde a finalità occupazionali, quella che Sandro, torna a dire, diceva che è difficile vedere, diciamo, no? Non esiste per nulla nelle mobilità di diritto speciale, che sono quelle tramite le quali transita la maggior parte del personale in mobilità. Le mobilità di diritto speciale, di diritto singolare, sono quelle mobilità che non hanno la loro fonte nel testo unico se non in misura residuale, ma che sono, diciamo, disposte da provvedimenti legislativi che riguardano di volta in volta il transito di personale di enti che vengono soppressi, le province o che vengono privatizzati, le poste, la manifattura tabacchi, i forestali. Ora, questi soggetti qui vengono presi e infilati a forza nei ruoli organici delle amministrazioni di destinazione o creando dei ruoli cosiddetti ad esaurimento, che hanno la funzione di farli morire sostanzialmente, per cui non c'è nessun problema di corrispondenza di inquadramenti, non ci vuole proprio, oppure sacrificando le esigenze degli enti di destinazione, per cui abbiamo che nelle ASL, per esempio, è pieno di personale che lavorava negli enti di formazione, con quale profitto possiamo tutti immaginare.
Altro problema, chi determina questa corrispondenza di inquadramenti? Giustamente Sandro diceva, la competenza generale della contrattazione collettiva. Noi sappiamo che non ci sono problemi quando la mobilità è all'interno del comparto, perché tutti sono assoggettati allo stesso sistema di inquadramento contrattuale, non c'è problema di equiparare un bel niente. Problemi molti ci sono quando la mobilità è intercompartimentale, perché fra comparti ci possono essere sistemi di inquadramento diversi. Ora, noi sappiamo che a un certo punto dell'evoluzione dell'istituto ci ha pensato la legge, con questo articolo 29 bis, stabilendo che le tabelle di equiparazione avrebbero dovuto essere fatte con un atto regolamentare, diciamo, no? Poi superato perché poi i contratti collettivi, che erano a fonte concorrente, ed è giusto che fosse così, l'intervento regolamentare non valeva ad espropriare la competenza della contrattazione collettiva. Ora, il punto è un altro. Ora, l'equiparazione mediante atto regolamentare, cioè decreto Presidente del Consiglio dei Ministri, è la regola nelle mobilità cosiddette di diritto particolare, quelle che sono ormai, ripeto, i canali tramite i quali affluisce la maggior parte del personale di mobilità. Va bene? Lì c'è sempre il famoso decreto. Allora la domanda da porsi è questa: ma questo decreto vincola le amministrazioni? Cioè le amministrazioni riceventi debbono per forza dare al personale che vuol transitare o che transita in mobilità, spesso per forza di legge, un inquadramento corrispondente a quello stabilito nel decreto, o è in qualche modo sindacabile? E se sì, da chi? Da chi? Evidentemente dal giudice. Ora, la nostra giurisprudenza dice questo, e cioè che l'inquadramento è sindacabile dal giudice, sempre sindacabile. Cioè la corrispondenza è una corrispondenza che deve essere verificata di volta in volta, mettendo a confronto il contenuto concreto delle mansioni di partenza e quelle di destinazione. Qui, casomai, il problema è che non si va tanto d'accordo sul fondamento di questo tenere in non cale il decreto che contiene le tabelle di equiparazione, perché in alcune sentenze si fa riferimento all'istituto della disapplicazione dell'atto amministrativo, con il risultato che il ricorrente deve dedurre un vizio dell'atto amministrativo, riconducibile alle figure tipiche di invalidità dell'atto amministrativo, oppure fa riferimento ad una carenza assoluta di potere, per cui si potrebbe tenere in non cale l'atto regolamentare che stabilisce la tabella di equiparazione con cui il giudice non va d'accordo, che il dipendente ripudia, semplicemente perché non vi sarebbe un fondamento normativo che autorizza una fonte esterna, quella regolamentare, ad intervenire in una vicenda che è una vicenda di tipo privatistico, paritetico privatistico. Alla fine il risultato non cambia molto. Altro problema particolare relativamente agli inquadramenti, si dice, ed è una cosa che a me capita spesso, se il dipendente di mobilità nelle more del passaggio o subito dopo ottiene una promozione nell'amministrazione di partenza, va bene, io faccio la mobilità su una certa livello di inquadramento, rispondo a un bando di mobilità che mette a bando un certo posto cui è correlata una certa qualifica professionale, e poi nell'amministrazione di partenza guadagno un gradino. La domanda è: ma l'amministrazione che mi ha preso, quella cessionaria, mi deve a sua volta promuovere? Cioè posso io pretendere che ci sia quella corrispondenza di cui abbiamo parlato fra mansioni di partenza e mansioni di arrivo? Ora qui la nostra giurisprudenza risponde in linea di massima no, ma sulla base di ragioni che sono estremamente vaghe devo dire. Si fa riferimento ad una presunta inderogabilità della disciplina sulla mobilità, esigenze di copertura economica nell'amministrazione cessionaria. No, in realtà non è questa la ragione. Il problema deve essere risolto sulla base il criterio deve essere interno alla vicenda negoziale. Allora, il punto d'attacco è questo. Il diritto alla promozione è un diritto disponibile del dipendente. Disponibile. Non c'è nulla che possa obbligare il dipendente ad accettare la promozione. Anche sappiamo nel settore dell'impiego privato, sapete bene che quando il diritto alla qualifica superiore si acquisisce per la via della adibzione continuativa oltre il termine
alle mansioni superiori, certa giurisprudenza interpreta il comportamento del lavoratore che ritorna spontaneamente alle mansioni inferiori dopo aver pur guadagnato il diritto alla promozione, interpreta questo comportamento come una rinuncia ben possibile alla promozione. Ci siamo, questo è il punto. Allora, se il dipendente ha avanzato pretesa all'avanzamento di carriere di inquadramento professionale nell'amministrazione di partenza, nel momento in cui partecipa ad una procedura di mobilità ed esprime quindi il suo consenso a transitare in un'altra amministrazione in un livello inferiore, evidentemente sta rinunciando alla qualifica superiore che aveva preteso nell'amministrazione di partenza. Non c'è nulla di strano in questo, è un meccanismo che si basa sul consenso. Il lavoratore esprime un consenso nel quale è incompatibile la pretesa ad avere l'avanzamento di carriera che pure avrebbe magari guadagnato o maturato nell'amministrazione di partenza. Vengo brevemente al problema degli inquadramenti della retribuzione, no? Il trattamento retributivo. Anche qui sappiamo che il trattamento retributivo del lavoratore è permanentemente influenzato da fonti esterne, che sono i contratti collettivi, nell'ambito del pubblico impiego molto più che nel settore privato. Ora, la regola nella mobilità è quella espressa dal comma 2 quinquies che abbiamo già incontrato dell'articolo 30 ed è una regola estremamente rigida perché il trasferimento è disposto nei limiti dei posti vacanti con inquadramento nell'area funzionale e posizione economica corrispondente a quella posseduta presso l'amministrazione di provenienza. No? Ora, questa regola qui è più, cioè quindi sostanzialmente il dipendente in mobilità si prende il trattamento economico applicato nell'amministrazione di destinazione. Ora è una regola più rigida questa di quella che vale nel trasferimento di azienda, perché nel trasferimento di azienda, sapete, ci possono essere delle situazioni nelle quali il dipendente conserva il trattamento di partenza, quando l'acquirente non applica un contratto collettivo, a sua volta un contratto collettivo di livello corrispondente almeno. Qua invece la regola è che sempre si applica il trattamento economico dell'amministrazione di destinazione. Con qualche eccezione. Quella più ampia, di più ampia portata, riguarda le mobilità diverse da quelle volontarie, cioè le mobilità d'ufficio sostanzialmente. Cos'è? Il DPCM del 2216 del 2015 mi pare stabilisca, no, 26 giugno 2015, scusatemi, stabilisce che per le mobilità d'ufficio, quelle diverse dalla volontaria, cioè quelle nelle quali sostanzialmente il dipendente non chiede di transitare, poi in realtà chiede anche lì, o meglio, il consenso del dipendente è sostituito dalla volontà imperativa di legge, ma è un discorso diverso questo, in cui il dipendente subisce, diciamo, sostanzialmente la mobilità, e allora lì non sembra giusto fare patire al dipendente un peggioramento della sua condizione economica, e allora lì è stabilito che si possa conservare il trattamento in godimento nell'amministrazione di partenza mediante un assegno che generalmente è riassorbibile. E va bene. Ora, molte invece delle mobilità cosiddette di diritto particolare, per finalità che immaginerete, prevedono la conservazione del differenziale retributivo con assegni non riassorbibili. Questa è una prassi molto comune, non riassorbibili. Ora, il problema degli assegni non riassorbibili è questo. Uno, che deve essere espressa la formula della non riassorbibilità, altrimenti bisogna interpretare nel senso che è generalmente riassorbibile il trattamento. Punto secondo. Bisogna che la legge che dispone la mobilità e che dispone anche la non riassorbibilità dell'assegno individui la copertura finanziaria, e questo lo dice la Corte Costituzionale, è un problema di equilibrio di bilancio. Bisogna che si dica dove si deve reperire la provvista finanziaria di risorse necessarie a coprire l'assegno non riassorbibile, perché quel trattamento non riassorbibile non se lo porta avanti per tutta la vita e non è giusto che gravi sui bilanci dell'amministrazione ricevente senza che quelli sappiano da dove poi attingere le risorse necessarie. Terzo profilo, vediamo come sono col tempo, dovrei esserci, l'anzianità di servizio, o meglio gli effetti dell'anzianità di servizio, perché l'anzianità di servizio, sapete, non è un diritto, è una situazione di fatto che è capace di produrre degli effetti.
Allora, se il rapporto continua, il dipendente conserva naturalmente l'anzianità di servizio. E questo dovrebbe valere per tutti gli istituti che sono collegati all'anzianità di servizio. Non so, le ferie, un certo tipo di retribuzione collegata all'anzianità nei limiti molto esigui in cui oggi è consentito erogare poste retributive di questo tipo, le aspettative, i preavvisi in caso di licenziamento nelle ipotesi in cui siano differenziati a seconda dell'anzianità di servizio. Ora, il problema si pone per le voci di retribuzione cosiddette incentivante e per il conferimento di benefici legati all'anzianità nell'amministrazione cessionaria, cioè l'amministrazione che acquisisce, no? Non so, se nell'amministrazione che acquisisce il dipendente un certo avanzamento retributivo, una progressione economica orizzontale per intendersi, o il conferimento di un incarico, postula o prevede una certa anzianità. L'anzianità maturata nell'amministrazione cedente la si può far valere nell'amministrazione cessionaria? Risposta in linea generale sì, perché il rapporto continua. Ma la domanda è, ma casomai l'amministrazione cessionaria, cosa che spesso capita, stabilisse che il premio tal dei tali, l'incarico, la retribuzione incentivante, è erogata o è concessa o è attribuita solo a coloro i quali abbiano maturato l'anzianità nell'amministrazione cessionaria e quindi sterilizzando l'anzianità di servizio nell'amministrazione cedente. Questo si può fare o è una discriminazione non consentita o è contraria alla regola che nella mobilità vuole che il rapporto continui e che quindi l'anzianità di servizio è, diciamo, unitariamente considerata e deve partire dal momento in cui si è stati assunti all'inizio, a prescindere dai riconoscimenti di ricostruzione di carriera, che se vi fossero non farebbero altro che ripetere un effetto già stabilito dalla legge. Ora la nostra giurisprudenza risponde in questo modo. L'amministrazione cessionaria potrebbe, se volesse, differenziare il trattamento del personale in mobilità rispetto al personale che invece, diciamo, è stato originariamente assunto nell'amministrazione cessionaria, proprio al fine di concedere quei benefici. Ora, la cosa sulla quale bisognerebbe nutrire perplessità è la giustificazione che si dà di questa possibilità di dare differenze di trattamento. La giustificazione rinviene in questo, cioè si dice che nella mobilità un conto sarebbero i diritti acquisiti sulla base dell'anzianità e quelli non potrebbero essere toccati. Per cui se io ho l'anzianità tot e a questa anzianità tot corrisponde un certo incremento retributivo, quello mi spetta, punto e basta. Altra cosa sono i benefici che sulla base dell'anzianità si potrebbero acquisire e qui la partita sarebbe completamente diversa. Ora, in realtà il punto non è questo, secondo me. Il punto è valutare la legittimità della differenza di trattamento nell'amministrazione cessionaria e se questa è ragionevole alla luce del parametro dell'articolo 45 del testo unico, che impone parità di trattamento contrattuale e retributivo, se questa è ragionevole è ben possibile. Perché no? Perché l'amministrazione non potrebbe differenziare l'anzianità di servizio maturata presso di sé, e cioè quindi dentro quell'organizzazione, quindi premiare il servizio e la professionalità acquisita dal personale che ha lavorato dentro quell'organizzazione, perché non la potrebbe differenziare rispetto a chi invece proviene da un'altra amministrazione che magari ha fatto esperienze di tutt'altra specie completamente diverse. E mi pare che la differenza di trattamento è perfettamente ragionevole, perfettamente giustificabile anche alla luce della regola del trattamento, della parità di trattamento economico e della regola generale di parità di trattamento operante nella disciplina del pubblico impiego. E vengo all'ultimo aspetto, che è quello forse più importante, questa regola della priorità assoluta della mobilità rispetto alle nuove assunzioni. Ora, questa regola si declina in due modi diversi nei due sottotipi di mobilità. Ora, questo discorso di tipo e sottotipo andrebbe approfondito e non c'è tempo, ma avrebbe la sua importanza, dal punto di vista della circolazione di disciplina, dal punto di vista di chiarire i rapporti fra la disciplina particolare della mobilità e quella dell'articolo 1406, ma adesso non c'è spazio. Allora, teniamo conto che esistono due sottotipi di mobilità, quella libera volontaria con finalità prevalentemente organizzative e quella invece d'ufficio che ha finalità prevalentemente occupazionale e che riguarda il personale che o ha perso il posto o rischia di perdere il posto, va bene? Allora, nelle due forme di mobilità la regola della priorità assoluta della mobilità rispetto alle nuove assunzioni ha due diverse intensità, mettiamola così. È molto rigida nella mobilità cosiddetta d'ufficio, no?
Perché nella mobilità cosiddetta d'ufficio abbiamo delle formule che sono nette. Leggo l'articolo 34 bis, le amministrazioni, tal dei tali, prima di avviare procedure di assunzione di personale, sono tenuti a comunicare ai soggetti di quell'articolo 34 come 2 e 3, quelli che tengono le liste del personale in mobilità, l'area, il livello, la sede, le funzioni, eccetera, eccetera. No? Comma 5 aggiunge: le assunzioni effettuate in violazione del presente articolo sono nulle di diritto, cioè a dire, se tu assumi, cioè bandisci un concorso e assumi una persona dall'esterno, senza aver prima sperimentato se c'era personale in disponibilità da immettere in ruolo, l'assunzione è radicalmente nulla. Questo dice l'articolo 34 bis, comma 5. E l'articolo invece 34, vabbè, poi lo troviamo dopo. Mentre invece l'articolo 30 dice un'altra cosa. Le amministrazioni possono ricoprire posti vacanti in organico mediante passaggio diretto di dipendenti, eccetera, eccetera. Ok, possono. Ora, questo possono è stato interpretato nel senso che non tutta la provvista di posti che si intende ricoprire deve essere obbligatoriamente destinata a mobilità, no? Alessandro Ricobono questa volta mi ha trattato in diverse salse, e io ritengo che si debba concordare, no? Si debba concordare con questo, cioè il fatto che possono. Per cui motivando le ragioni per cui le amministrazioni intendono attingere ad una parte della provvista di personale necessario dall'esterno, potrebbero non destinare tutti i posti a mobilità. Casomai qua il problema è quando fare questa riduzione della mobilità. Sarebbe il caso che lo facessero in atti generali con i regolamenti del personale e non di volta in volta. Dopodiché, attenzione, il comma 2.2 dice: sono nulli gli accordi, gli atti o le clausole dei contratti collettivi in contrasto con le disposizioni dei commi 1 e 2. Ora, i commi 1 e 2 non contengono la regola della priorità assoluta della mobilità sulle nuove assunzioni, perché quella regola è contenuta nel comma 2 bis. Il comma 2 bis dice: le amministrazioni, prima di procedere all'espletamento di procedure concorsuali finalizzate alla copertura di posti vacanti in organico, devono attivare le procedure di mobilità di cui è il comma 1. Ok? Questo dice: prima di provvedere ad assumere dall'esterno devi fare le procedure di mobilità. Il primo comma dice possono, nei bandi di mobilità si possono stabilire le mansioni, per cui si è detto non tutte le mansioni devono. In più non c'è una combinatoria espressa di nullità, una combinatoria espressa di nullità. Ora, tempo fa, quando mi sono occupato, ho avuto occasione di occuparmi di questo tema, ho detto vabbè, la nullità non è una nullità testuale, sarà una nullità virtuale. Cioè sarà una nullità che deriverà dalla violazione di norma imperativa di legge, cioè la norma imperativa di legge che appunto ti obbliga, prima di bandire un concorso dall'esterno, a vedere se c'è qualcuno che vuole venire in mobilità. E ero stato confortato in quest'idea dal fatto che la nostra Corte Costituzionale più volte avesse detto che la mobilità, o meglio la regola della priorità della mobilità, fosse un principio generale fondamentale del pubblico impiego. Un principio generale fondamentale del pubblico impiego. Ora voi tutti sapete che nella logica dell'articolo 1418 primo comma non ogni contrarietà a norma imperativa di legge è efficiente a cagionare la nullità dell'atto di autonomia contrario. Perché questo possa accadere bisogna che la norma imperativa di legge protegga un interesse generale fondamentale della vita associata, altrimenti la nullità virtuale non si può postulare. E io dissi, questo è un principio fondamentale, correlato fra l'altro alla necessità di equilibrio di bilancio delle amministrazioni, perché sapete che la mobilità è anche un modo di risparmiare risorse, di guadagnare in efficienza. Le spese per il personale sono un aggregato importante della spesa pubblica complessiva. La nullità dissi è virtuale. Ebbene, poi a partire dal 2012 ho censito circa 12-13 forse provvedimenti singolari i quali stabilivano che è possibile invece assumere dall'esterno senza bandire procedure di mobilità. Ci siamo? L'ultimo, macroscopico, è stato evocato da diversi interventori prima di me, la legge 56 del 19.
la quale ha detto che fino al 2024 le amministrazioni, se vogliono, bandiscono senza fare procedure di mobilità. Questo ha detto. E allora questo bel principio fondamentale, cioè il principio è, scusatemi, la regola della priorità assoluta della mobilità rispetto alle nuove assunzioni, che sarebbe espressiva di un principio fondamentale, e beh, che razza di principio fondamentale sarebbe questo se ammette deroghe da tutte le parti e che deroghe. Evidentemente le cose non stanno più così, per cui che cosa succede? Succede che se per caso l'amministrazione bandisse un concorso esterno senza prima aver fatto la mobilità, postulare la nullità dell'assunzione non sarebbe possibile. Si aprirebbe qui un altro problema sul quale non mi posso intrattenere, che sarebbe questo. Il dipendente che ambisce a transitare in mobilità, che si veda sbarrato l'accesso da che cosa? Da un bando di concorso per assunzione dall'esterno, avrebbe interesse ad impugnare quel bando e lo farebbe in sede amministrativa e a proposito di giurisdizione, perché qui non si sta contestando la mobilità, si sta contestando il bando di concorso emesso per assumere dall'esterno. A quel punto supponiamo che ottenga la caducazione del bando e della procedura, compresa la graduatoria finale dell'assunzione dall'esterno. L'assunto dall'esterno, il contratto com'è? Oggi la nostra giurisprudenza dice è nullo, ma lo dice per ragioni, come dire, misteriosofiche. In realtà non sarebbe nullo, non sarebbe per nulla nullo, ma questo è tutto un altro problema, un'altra partita che si apre, perché se tu puoi postulare la nullità dell'assunto al posto del soggetto in mobilità come nullità virtuale sulla base dell'articolo 30 è un conto. Se tu devi postulare la nullità dell'assunto perché hai caducato il bando, si apre tutta un'altra partita, si apre e non se ne esce facilmente. Ora, e finisco, e mi scuso se mi sono preso, che ore sono, no, non dovrei essere abbastanza nei tempi. La mobilità non funziona. Il primo a non crederci è il legislatore, ragazzi, è il legislatore. E si continua a introdurre provvedimenti con i quali autorizza assunzioni a prescindere dalla mobilità, cioè invertire la regola che aveva solennemente enunciato della priorità assoluta della mobilità. Evidentemente il legislatore non ci crede, e non ci crede per questo motivo, perché sa questo, che la nostra pubblica amministrazione è stata riempita negli anni di tutto il peggio del peggio. Concorsi se ne sono fatti pochi, si sono fatti male. Non so se avete idea cosa sono state le procedure di stabilizzazione delle immissioni in massa di personale assunti senza concorso. Io vengo da una regione ad autonomia speciale che si fregia di avere competenza primaria in materia di pubblico impiego. Questa competenza primaria sapete in che cosa l'ho utilizzata? Per fare procedure di stabilizzazione. E si è iniziato con le procedure di stabilizzazione, sì, certo. Si stabilizzavano i lavoratori a tempo determinato, prima per 36 mesi, poi si sono ridotti 36 mesi, poi si è allargato ai lavoratori coordinati continuativi, poi ci si è messi i tirocinanti, poi ci sono messi quelli che hanno fatto borse di studio, poi i lavoratori occasionali che erano nelle short list, poi a un certo punto bastava aver passeggiato vicino all'assessorato per cui si poteva essere stabilizzati lo stesso. Ecco, questo è, diciamo, la provvista di personale delle pubbliche amministrazioni. Senza dire cosa è successo per le internalizzazioni di attività. La manifattura tabacchi e sono finiti nelle ASL, il personale della formazione, il personale delle ferrovie. E la nostra amministrazione è questo. Ora voi capite bene che chi intende ricoprire un posto vorrebbe avere un dipendente minimamente formato, non vedersi arrivare persone di dubbia provenienza, acceduti ai ruoli delle amministrazioni pubbliche, spessissimo in deroga al titolo di studio, perché l'altro sconcio che è stato perpetrato a tutti i livelli è questo dei concorsi una volta soltanto, naturalmente, una volta soltanto, in deroga al titolo di studio necessario per l'accesso ordinariamente previsto dalla legge e dai contratti collettivi. Per cui, per far funzionare la mobilità, se si vuole avere l'idea che giustamente propagandava Sandro Mainardi adesso, dell'amministrazione unico contenitore, e bisogna che tutti i canali di accesso siano canali sorvegliati e controllati, cioè che si immettano nelle pubbliche amministrazioni personale di qualità, che possa spostarsi da un'amministrazione all'altra senza far gridare, come dire,
spaventare l'amministrazione che deve ricevere non sa chi si trova in casa. Bisogna investire in politiche di formazione in generale, in modo che il livello generale sia sollevato. E allora avremo personale mediamente professionalizzato che potrà transitare da un'amministrazione all'altra senza far nascere la paura o far paventare il pericolo che questo comporti dei disastri una volta che te lo sei messo dentro, perché arriva da chissà dove, magari anziano, demotivato, non formato, difficilmente formabile. È chiaro che l'amministrazione preferisce assumere dall'esterno un giovane motivato, un giovane formato, un giovane che conosce le lingue, un giovane che conosce l'informatica, piuttosto che uno che arriva per l'appunto dopo aver incartato sigarette tutta la vita, con tutto il rispetto per questo nobilissimo mestiere. E con questo mi sono stancato di sentirmi io, non oso pensare cosa sarete voi, quindi vi ringrazio. Ringraziamo molto il professor Mastino per la ricchissima relazione che ha coniugato sforzo di inquadramento teorico dell'istituto, anzi degli istituti, a attenzione per le ricadute effettive delle possibili impostazioni interpretative. E richiamando la distinzione che aveva evocato il professor Mainardi inizialmente tra privatizzazione e contrattualizzazione, su questo tema, alla diffidenza che ha il professor Mastino verso lo stesso legislatore, bisogna sicuramente affiancare la diffidenza che forse bisogna avere verso certa contrattazione collettiva. Mi viene in mente al ricco catalogo che ha richiamato il professor Mastino, mi viene in mente quella giurisprudenza che si è dovuto occupare delle situazioni in cui l'amministrazione di destinazione non vuole riconoscere il proprio trattamento al personale in arrivo. Sono situazioni strane, ma ci sono, e anche alcune riviste hanno pubblicato vicende giurisprudenziali in proposito, come quei casi in cui la Presidenza del Consiglio, se ricordo bene, aveva tenuto in una riserva indiana alcune centinaia di dipendenti provenienti dal Ministero, peraltro per mobilità coatta a seguito di spacchettamenti di ministeri con la formazione del nuovo governo. Perché? Perché il sindacato non voleva riconoscere il trattamento economico accessorio ai nuovi venuti a invarianza di spesa, cioè ripartendo i fondi d'amministrazione anche per i nuovi venuti, con l'effetto che questi dipendenti della Presidenza del Consiglio avevano ancora, dopo mesi e anni, se non sbaglio, il trattamento del Ministero di provenienza. Quindi la fantasia della contrattazione collettiva è enorme, ma appunto la differenza tra privatizzazione e contrattualizzazione è importante e va preservata. Io con questo vorrei passare la parola per i saluti finali, come di consueto in questo ciclo di seminari, al professor Boscati, che è, come dicevamo inizialmente, uno degli organizzatori di questo ciclo. Ringrazio innanzitutto i relatori e chi ha coordinato, perché è stato veramente un pomeriggio molto molto interessante. 3 minuti per dire 4 cose. Siamo partiti dai ricordi giovanili di Sandro Mainardi, no scherzo, cioè, vuol dire, da quando ha parlato dell'inizio che ha però definito quello che è lo scenario, quello che è il problema, e che è emerso fin da subito quella che è la tensione tra individuale e collettivo e tra rapporto e organizzazione. Questo è il grande tema della mobilità, e per tanti profili ancora irrisolto, perché è un tema di distribuzione di personale, quindi è un tema di organizzazione collettivo che si scontra con quelle che sono posizioni individuali, e questo tema è un tema che si scontra anche col fatto della mobilità interna, in senso lato mobilità, cioè di spostamento interno di personale, che è un'altra delle cose, vuol dire, estremamente difficili. E quindi, diciamo, questo aspetto è l'aspetto, come dire, di enorme difficoltà, fermo restando che, come ha ricordato Sandro, tutto nasce dalla programmazione del fabbisogno personale, perché è lì, voglio dire, è da lì che bisogna lavorare bene, perché è da lì che a cascata, voglio dire, scende tutto. Dopodiché, in maniera molto, come dire, molto rapsodica, il piano del nulla osta, che è stato ricordato in maniera esemplare, è stato il grande dibattito nelle more del decreto 80, le 2 correnti di pensiero. Lo introduciamo, lo manteniamo per tutti o la vogliamo? Il problema dove era? Era in sanità, enti locali. Magicamente i due ambiti in cui sono rimasti esclusi.
il mio polso più in sanità che non enti locali, dove evidentemente ci sono, raccontiamoci le cose fino in fondo, cioè molte volte nulla osta non veniva data anche per geologie interne, per evitare che qualcuno potesse crescere presso altri enti. Questo è uno dei temi che non troviamo nei libri, ma che nella vita reale tutti i giorni troviamo. E l'ambito in cui c'erano più problemi alla sanità, che ovviamente il problema è stato in qualche misura bypassato. Sicuramente abbiamo imparato un altro aspetto, perché sia Davide Casale all'inizio, sia Alessandro Ricobono hanno parlato del tema dell'infungibilità. Sì, ma l'infungibilità riguarda la posizione, non la persona. E se riguarda la posizione della persona, cioè il mondo cambia, perché voglio dire, la posizione di per sé può essere infungibile, la persona no. E allora andiamo a litigare quando la persona possa essere spostata oppure no. Questo è un altro aspetto. E il tema della qualificazione giuridica, beh, a me il 1406 in realtà parla di successione nel rapporto, quindi il tema contenuto, oggetto, però io ho l'idea che insomma in realtà siamo di fronte a una disciplina speciale che cammina sulle proprie gambe, cioè nel senso che per il Trento è una normativa particolare propria. Il professore Mastino ha individuato in maniera, come dire, emblematica e nel dettaglio quelle che sono molteplici questioni anche applicative. Molto suggestiva l'interpretazione del comma 2 bis del 30. Ecco, però lì forse è una riflessione che pongo a me. Il secondo periodo articolato in 2 sottoperiodi, e probabilmente il secondo sottoperiodo deve essere letto alla luce del primo. E probabilmente non lo so, io sono un po' storico e sono un po' conservatore sulla base degli orientamenti, cioè mi verrebbe da dire che siccome posso essere in comando anche svolgendo mansioni diverse o inquadramento diverso, posso coprire quella posizione. E non credo che possa essere superiore, perché la neutralità di spesa qualche problemino me lo pone, però è un tema su cui ho riflettuto adesso. Il tema della mobilità con il trattamento economico riconosciuto quale quello dell'amministrazione di destinazione, bellissimo tema, ma anche qui voglio dire, voi sapete, cari amici meglio di me, che una cosa è quello che dicono le norme, una cosa è quello che dice la Consiglio Pubblica, una cosa è quello che dicono i giudici, perché da un lato tu riconosci il trattamento economico dell'amministrazione di destinazione, perché hai paura che la Corte dei Conti intervenga e ti sanzioni dicendo che riconosciuto di più. Hai pareri dalla funzione pubblica che ti dicono che devi comportarti in questo modo. Hai giudici, a caso, Tribunale di Roma, che dicono cose un po' diverse. Dicono che tu devi riconoscere la senior personam, sulla base, in questo caso, di una assorbibile, di una normativa che si è stratificata. Quindi diciamo che il tema mobilità è un tema che va preso con le pinze anche per i temi di possibile danno erariale, perché riconoscere dei soldi che è ragionevole, giusto, se vogliamo favorire la mobilità, questo è. A me personalmente capitò una situazione di comando di una persona che veniva da una provincia nel nord-est, Bolzano, che aveva un super minimo non banale, che questo super minimo l'ha perso però per transitare un'agenzia centrale, ok? L'operazione fu fatta in quel modo perché c'era paura dell'aneriale. A distanza di qualche anno probabilmente non so se darei lo stesso parere, perché la giurisprudenza è cambiata, o quantomeno sarei più cauto. Chiudo con questo aspetto. In tutte le bellissime cose che sono emerse, una marachella non è emersa, che è quella dei contenuti dei bandi di mobilità, ex articolo 30, perché molte volte tu vedi dei bandi di mobilità in cui, diversamente da quello che ha fatto la regione Sardegna, che cosa succede? Succede che mi chiedono un certo titolo di studio. Se devo transitare da D a D, io posso essere D, per una vecchia progressione, senza titolo di studio. Il bando dell'amministrazione di destinazione mi chiede la laurea, e non solo, mi chiede anche una certa laurea, cioè al di fuori di tutto quello che siamo detti fino adesso. Ora è evidente che questo bando è un bando nullo, perché viola una norma imperativa in frode alla legge, cioè grande come una casa l'illegittimità. Però qual è il tema? Chi lo impugna? Chi ha interesse di impugnarlo? Il lavoratore? Sì, facciamo l'esercitazione all'università, lo può impugnare nullo, ma sono abbastanza sicuro che questo signore, questo dottore, questa dottoressa
vinta la causa non verrà scelto, perché quantomeno, come dire, qualche elemento di criticità l'ha dato. Dopodiché la persona comunque che fa domande di mobilità ha una posizione pretensiva, e il fatto che abbia una posizione pretensiva vuol dire soltanto il giacimento del danno potrà ottenere, cioè non può andare tanto oltre, danno che dovrà anche quantificare. Su questo, voglio dire, non mi pare sempre così. Ho detto che chiudo, ho bleffato. Un'altra cosa volevo dire di questa, l'anzianità, no? L'anzianità è bellissimo tema, ma anche qui, e qua vi parla un'ex parte pubblica, splendido, bellissimo, l'anzianità è quello che ho acquisito, non un beneficio per il futuro, semplifico il concetto, detto anche male, cioè non mi può essere considerato in un concorso, ma poi noi sappiamo perfettamente che lì lavori sui criteri del concorso. Ma se siamo in una progressione economica orizzontale, contrattazione integrativa, che quindi deve muoversi nell'ambito dei limiti del contratto collettivo nazionale, con un sindacato che mi dice molte volte, la controparte, no, premiamo i vecchi perché i nuovi sono appena arrivati. Io non sono sicuro, tant'è che non lo feci, che questa clausola è una clausola legittima, perché secondo me è una clausola che in qualche misura ha elementi di, come dire, di nullità, perché si parla di 24 mesi minimo che possono essere aumentati, i vecchi contratti, il nuovo funzione centrale qualcosa cambia, perché c'è un problema dal mio punto di vista di, come dire, di potenziale violazione di norma imperativa e di aggiramento dell'istituto della mobilità come incentivazione, fermo restando che rimane un'incoerenza interna, che io devo avere una certa anzianità, almeno biennale, delle progressioni economiche, nella posizione, e valutazione che è triennale, quindi anche presso altre amministrazioni, quindi una serie di, come dire, di cortocircuiti bellissimi. Detto questo, scusandomi per queste cose che ho detto in maniera anche fin troppo veloce, ma purtroppo il tempo siamo andati oltre, io ringrazio nell'ordine di apparizione la professoressa Zilli, il professore Casale, il professore Mainardi, il professore Riccobono e il professore Mastino. Veramente sono molto contento di questo pomeriggio. Niente, vi ringrazio nuovamente e, come dire, alla prossima puntata. Non so se il professor Zilli vuole aggiungere qualcosa, le facciamo aggiungere qualcosa perché siamo molto democratici. Prego. Evviva la democrazia! E davvero con grande piacere chiudo definitivamente questo lungo pomeriggio. Ho imparato moltissimo e ci prepariamo all'evento del 30 marzo all'Università di Padova. Qui tutto Maenel, all'Università di Padova tutte professoresse che ci aspettano per parlarci di quello spettro che si aggira alle pubbliche amministrazioni che oggi abbiamo già evocato e che è il fenomeno delle stabilizzazioni. Grazie a tutte e a tutti, una buona serata e clip sarà disponibile nei prossimi giorni su Play Uniwood. Grazie.